Telespettatrici e telespettatori di Antena 3, buona giornata e ben ritrovati con la prima edizione dei nostri telegiornali. In primo piano ancora la strage sulla Marmolada, sono riprese questa mattina le ricerche dei dispersi, il bilancio è aggiornato ai dati di ieri sera, 7 morti, 8 feriti e 13 dispersi. Le vittime ufficialmente identificate sono 3, si tratta di 3 uomini vicentini. Per quanto riguarda i feriti, sono stabili le condizioni del paziente ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Treviso Caffoncello e la prognosi quindi resta riservata e l'identità del ferito è ancora sconosciuta. Dicevamo che sono riprese questa mattina le ricerche sul fronte appunto del disastro utilizzando i droni perché troppo elevato è il rischio di ulteriori crolli. Quindi per tutti gli aggiornamenti torniamo a collegarci con i nostri inviati Tiziana Bolognani e Stefano Bozzi che si trovano sul Passo Fedaia. Buongiorno Tiziana. Buongiorno Marta, a te studio e a tutto il pubblico che ci segue da casa, che so essere numeroso. Come hai detto tu, sì, siamo al Passo Fedaia e ci siamo posizionati sopra la galleria Massi Paravalanghe che si trova proprio a ridosso del ponte che conduce al Museo della Grande Guerra della Marmolada e poi all'attacco del sentiero dell'Alta che porta alla via normale per arrivare in cima alla vetta della Marmolada sotto a Punta Rocca, sotto Punta Penia. Allora, Stefano vi sta facendo vedere con la telecamera il cratere che è ancora lì evidente, con un colore che è chiaramente cambiato nel corso delle ore, è cambiato perché ieri è piovuto non solo nella parte centrale della mattinata ma anche sia ieri sera che per tutta la notte. Come hai detto tu, le ricerche sono riprese questa mattina, le ricerche con i droni. 4 droni stanno sorvolando la parte superiore della frana, della valanga e 2 nella parte inferiore. Così si sta lavorando e si sta operando e sono impegnate le squadre, i soccorritori del soccorso alpino della Guardia di Finanza, dei Carabinieri, della Protezione Civile, ma oggi diciamo che i soccorritori che sono sul campo sono i soccorritori che hanno la competenza della zona e quindi nella zona del Trentino Alto Adige. Il soccorso alpino Bellunese e Veneto oggi non sarà in zona, lo sarà invece domani e nel pomeriggio attorno alle 17:30 sarà diramata una nota ufficiale con il resoconto delle ricerche di questa mattina, di questa giornata che si preannuncia ancora molto, molto lunga, molto difficoltosa. La base per i soccorritori è Rifugio Capanna Ghiacciaio, che è proprio la struttura che è stata sfiorata domenica dalla valanga di ghiaccio e che vedete proprio sullo schermo, la vedete proprio sulla sinistra verso la fine della risalita dell'impianto. Lì c'è la base dei soccorritori, mentre poco fa siamo stati al parcheggio dove sono parcheggiate le auto dei dispersi, sono delle auto con targa ceca. Oggi qui al Passo Fedaia continua ad essere come dire, popolato di turisti, abbiamo visto davvero moltissime persone. In questo momento la situazione è un po' più calma rispetto a ieri e però
nessuno sa probabilmente, soprattutto i turisti stranieri, che l'accesso alla via, che è praticamente il sentiero che vedete alla mia sinistra, da lì parte il sentiero che poi attacca la via normale, ecco, l'accesso è completamente vietato, è ostruito, c'è un filo teso, un nastro teso dal Corpo Nazionale del Soccorso Alpino, e quel parcheggio è presidiato dalla Polizia di Stato. Quello che vi posso dire è che il Presidente nazionale del Corpo del Soccorso Alpino ha annunciato già per la giornata di domani, ha annunciato la ripresa delle ricerche vista udito, con 2 squadre distinte che si muoveranno naturalmente in sicurezza e che cercheranno di lavorare proprio a ridosso dei residui lasciati dalla valanga, che ha compiuto un salto e che si sviluppa per all'incirca 500 metri dalla zona del distacco del Seracco a oltre 3000 metri di quota. Quindi domani si lavorerà con gli uomini e con le unità cinofile. Si lavorerà con uomini e con unità cinofile, ci saranno 2 squadre che si daranno chiaramente si turneranno con almeno una quindicina di persone che lavoreranno per tutta la giornata. Chiaramente tenendo in considerazione l'allerta che è stata data per possibili distacchi, altri distacchi ieri se ne sono verificati ancora, perché c'è del materiale che è evidentemente instabile, e quindi bisogna lavorare con la massima cautela. È stato detto, sì, queste ricerche vanno avanti, i discorsi sono stati anche molto gravi e molto pesanti, i messaggi. Lavoriamo per cercare i resti delle persone che sono state travolte. Ricordiamo queste cordate che stavano risalendo domenica in mattinata, stavano risalendo la via normale per raggiungere la vetta della Marmolada, e in questo momento purtroppo sembra che siano stati, la notizia ancora non è stata confermata, sembra che non siano stati trovati, individuati dai droni degli indumenti, e c'è da verificare se questi indumenti appartengano a persone che sono scomparse, di cui non si ha notizia, oppure se siano indumenti, se si tratta di indumenti appartenenti a turisti che magari li hanno persi, che il movimento ha fatto riemergere, il movimento della frana ha fatto riemergere. Questa è la situazione, con chiaramente la condizione di dolore, di mestizia, perché ci sono le persone che ancora di cui ancora non si hanno notizie, e che sono reclamate dai familiari a quel numero verde che è stato istituito già nelle primissime ore domenica nel pomeriggio. È un numero che e che noi abbiamo fatto vedere in sovraimpressione, che ha un prefisso trentino 0461, è stato istituito a Canazei, e a questo numero solo ed esclusivamente le famiglie, i conoscenti, i familiari, le persone che non hanno notizie dei propri cari ma che sapevano essere in zona possono rivolgersi, possono contattare per come dire, reclamare la scomparsa delle persone. Quindi non è un numero che dà banali informazioni, anche perché è bene ricordarlo chiaramente. Ieri c'è stata la decisione durissima, ancorché tragica, drammatica, della società che gestisce le funivie della Marmolada, a
poco più sotto di qua, poco sotto Passo Fedaia. I gestori della funivia Marmolada hanno deciso di chiudere l'impianto perché hanno detto la natura ci ha sopraffatto e quindi contro la natura non si può scherzare. È inibito, è ostruito i cammini, i sentieri, la Marmolada praticamente è off limits, non si può frequentare, non si può camminare per raggiungere qualsivoglia punto, è vietato l'ingresso alla Marmolada. E quindi questa regina che ci sta osservando maestosa ai piedi del Fedaia è una regina sola oggi, senza turisti, così come lo è stato evidentemente ieri, e a causa proprio di queste ordinanze che chiaramente danno il senso, il significato della pericolosità non solo del luogo ma anche del rispetto che si deve obbligatorio alle operazioni di soccorso, ai soccorritori che stanno lavorando senza sosta da domenica per cercare di fare il possibile, perché è necessario, e è stato detto anche ieri, bisogna lavoreremo, lo ha detto anche il capo della Protezione Civile, lavoreremo senza sosta finché ce ne sarà data la possibilità, ovvero sia finché ci sarà un barlume di speranza di ritrovare evidentemente i resti, i corpi di chi non è più rientrato a casa da domenica. È un via vai, Stefano, ti chiedo di spostare l'occhio della telecamera, perché è un via vai non solo di moto e di auto, ma anche di ciclisti che raggiungono il Passo Fedaia, si fermano. Ci sono anche molti colleghi delle emittenti stranieri, abbiamo visto l'auto dei colleghi della CNN della Cecoslovacchia che ha tre persone, ha tre turisti che non hanno fatto rientro a casa, e targa ceca hanno le auto che abbiamo visto parcheggiate nell'area di sosta presidiata dalla Polizia di Stato. A Canazei di fatto c'è il centro di coordinamento dei soccorsi alla caserma dei Vigili del Fuoco, ma non c'è più chiaramente la folla di ieri la giornata importante con la visita del Presidente del Consiglio dei Ministri Mario Draghi, che ha portato la propria solidarietà alle vittime, ai familiari delle vittime, ha portato la propria solidarietà alla gente di montagna, ma si è anche soffermato, ha anche parlato di quello che sta accadendo a causa delle mutazioni del cambiamento climatico, e probabilmente questo crollo di Seracco è una concausa del cambiamento climatico che era stato segnalato, denunciato ripetutamente dagli studiosi che il ghiacciaio della Marmolada lo frequentano e lo studiano, per l'appunto, scusate il bisticcio di parole, lo studiano perché è un ghiacciaio che dà il senso della misura del cambiamento del tempo a livello mondiale. In questo momento si sta alzando il vento, e devo dirvi che anche oggi più o meno nelle ore centrali della giornata, come è accaduto ieri, ricomincerà a piovere e continua infatti l'allerta meteo, sono annunciati temporali. Difatti vedete che già la Marmolada si sta circondando, viene circondata da nubi nere
aree minacciose che annunciano per l'appunto temporali che, come vi dicevo, ci sono già stati non solo nella giornata di ieri ma anche per tutta la serata e in nottata in provincia di Belluno. Marta. Ecco, la situazione dunque è questa. Ricordiamo, Tiziana, quello che è il bilancio attuale, ovviamente ancora provvisorio. Sono confermate 7 vittime, 8 persone ferite ricoverate negli ospedali di Belluno, Trento, Bolzano e Treviso, e 13 ancora le persone disperse. So che poi, Tiziana, voi scenderete. Ecco, quello che posso dirti... Sì, prego, vai. Ecco, quello che posso dirti è che sono, a proposito dei feriti, che sono arrivati gli aggiornamenti dell'azienda sanitaria dolomitica, delle Dolomiti, e ha confermato le 2 persone che sono ricoverate negli ospedali di Belluno e di Feltre. La persona di queste 2 persone non sono state rese note le generalità, e c'è molta riservatezza proprio sulla generalità, non solo delle persone scomparse ma anche delle persone, delle vittime. Ieri a fatica siamo riusciti ad avere i nomi, e in fondo sono stati molto chiari sia il presidente della provincia autonoma di Bolzano, Arno Kompatscher, che hanno chiesto anche alla stampa grandissima riservatezza fino a che tutte le operazioni non saranno concluse, quindi non ci sono momenti o punti stampa per diffusione di generalità di persone che risultano assenti all'appello. Per le persone che sono ricoverate in gravi condizioni in questo momento sono in terapia intensiva all'ospedale di Feltre e nella terapia intensiva dell'ospedale di Treviso. Dicevi tu, le vittime sono confermate 7 e la 7ª vittima è stata recuperata. I resti della 7ª vittima sono stati recuperati nella tarda mattinata di ieri, e mano a mano poi nel pomeriggio se n'è avuta la conferma di una notizia che veniva data per ufficiosa. Non sappiamo oggi che cosa, come procederanno, come evolveranno gli esiti, quali saranno gli esiti delle ricerche, anche perché vi devo dire che rispetto per esempio a poche ore fa e rispetto al tardo pomeriggio di ieri, quando vi abbiamo mostrato da altra postazione il cratere della Marmolada, non stiamo vedendo in questo momento elicotteri, così presupponiamo che per davvero il lavoro che viene fatto a Certosino in queste ore è fatto esclusivamente con i droni, che è impossibile evidentemente vedere da qui ad occhio nudo. Lo ripetiamo, 4 droni che stanno setacciando centimetro per centimetro il fronte della frana, che ha fatto un balzo di 500 metri, il materiale che è caduto è stato misurato a spanne in oltre 300.000 metri cubi di ghiaccio e di sassi. C'è della documentazione che magari sicuramente riuscirete a far vedere, l'hanno pubblicata i quotidiani del gruppo GEDI questa mattina. È un video registrato dal collega Paolo Cagnan, che una settimana fa era salito per documentare lo stato di salute del ghiacciaio della Marmolada. Era salito con l'elicottero del soccorso alpino e con il gruppo speleologico del CAI, e lì si vede in quelle immagini che sono state registrate una settimana prima della tragedia, si vede
chiaramente il Seracco nella sua integrità e si vedono pure dei fiumi, dei torrenti d'acqua che fuoriescono dal ghiacciaio. La qualcosa conferma quello che ci hanno detto i glaciologi che abbiamo intervistato e conferma pure quanto il gestore di uno dei rifugi che si trova in vetta alla Marmolada, Carlo Budel, aveva e ha segnalato proprio nella giornata di domenica, riferendo nei social che era un po' di giorni che sentiva proprio scorrere il rumore dell'acqua, sentiva rumore di acqua scorrere sotto il ghiacciaio. Questo era probabilmente forse un segnale delle altissime temperature che sono state registrate negli ultimi 2 mesi. Maggio e giugno sono stati definiti 2 mesi torridi per la montagna bellunese e con temperature raggiunte che hanno superato gli 11 gradi, 11-12 gradi. Domenica in vetta ce n'erano 10 e normalmente lo zero termico di questi tempi dovrebbe essere sicuramente molto più basso. Il segnale che probabilmente le condizioni meteo questa settimana stanno cambiando, cioè che il caldo darà sicuramente una tregua, lo si ha guardando, controllando il bollettino ARPAV Dolomiti Meteo, perché ci sono delle caselle all'interno delle quali viene indicato all'altitudine dello zero termico. Ieri lo zero termico era indicato a 4.000 metri, quindi ai 3.300 metri sicuramente ci saranno stati attorno ai 5-6 gradi. Da oggi sino al termine di questa settimana, mano a mano lo zero termico si abbassa e quindi viene indicato a 3.500 metri, a 3.200 metri fino ai 3.000 metri verso la fine della settimana. Significa che comincerà a fare un po' più freddo, che le temperature si irrigidiranno e che probabilmente anche il manto che si è compattato, il manto precipitato che si è compattato soprattutto alla base del Seracco, questo significa che ci saranno probabilmente delle condizioni più favorevoli per le ricerche, perlomeno per i soccorritori, di poter lavorare con un briciolo di sicurezza in più. Gli elicotteri sorvolano e hanno sorvolato ieri la zona su input delle immagini restituite dai droni che sono monitorati dai computer che hanno base, che sono stati chiaramente sistemati, installati a Rifugio a Capanna Ghiacciaio. Lì vengono raccolte le immagini, lì si percepisce se ci sono segnali anche con le termocamere, segnali che restituiscono del calore, e allora in quel momento si alza in volo l'elicottero, si abbassa per effettuare i recuperi. Marta. Ecco Tiziana, allora questa insomma la situazione attuale. Sappiamo che tra poco voi vi sposterete a Canazei, tornerete a Canazei, dove, lo ricordiamo, nel Palazzo del Ghiaccio è stata allestita la Camera Ardente e dove purtroppo si stanno vivendo queste ore, queste giornate di grandissima angoscia da parte dei familiari dei dispersi, che ancora appunto non sanno
sanno nulla dei propri cari. Dicevi di questa, tra virgolette, reticenza nel fornire quelle che sono le identità anche delle vittime, 3 soltanto appunto ufficialmente, le vittime ufficialmente identificate, i 3 alpinisti vicentini di cui vi abbiamo riferito ieri, questo anche perché purtroppo l'impatto della frana, di questa enorme frana di ghiaccio, di roccia ed acqua ha purtroppo straziato le vittime. Ci dicevano i soccorritori che sarà necessario effettuare sui poveri resti che sono stati recuperati il test del DNA, quindi forse anche questo in qualche maniera spiega questo ritardo nella comunicazione dei nominativi delle vittime. Ricordiamo poi che essendoci diverse persone straniere che sono state coinvolte, alcuni anche dei feriti non sono ancora stati identificati, come per esempio la persona di circa 40 anni che è ricoverata in terapia intensiva all'ospedale Cafoncello di Treviso da domenica pomeriggio. È stato recuperato subito dai primi soccorritori, appunto non è ancora stato identificato, non aveva addosso documenti, lo zaino non è stato recuperato e quindi non si sa ancora chi sia questa persona. Dicevi dell'acqua, Tiziana, dell'acqua che i gestori dei rifugi sentivano scendere in queste ultime settimane, questo rumore angosciante col senno di poi, no? E su questo peraltro c'è anche un po' una polemica, c'è stata in queste ultime ore. Abbiamo sentito ieri il sindaco di Roccapietro e Andrea De Bernardin, magari se dopo riuscite a sentirlo ci ricollegheremo, no? Perché ora si comincia anche a parlare di eventuali responsabilità della tragedia, nel senso che se questa era la situazione, forse, e questo è l'interrogativo che molti stanno chiedendo, magari alcune vie dovevano essere chiuse alla luce di quanto è accaduto. È chiaro che naturalmente la Procura di Trento ha aperto un'inchiesta, la magistratura indagherà e quindi vedremo poi quelli che saranno gli sviluppi anche in questo senso della tragedia, no? Sì. Proprio così l'ipotesi di reato sulla quale si sta lavorando e che è scritta proprio sulla prima facciata di questo fascicolo è disastro colposo, ma non ci sono iscritti nomi nel registro degli indagati. Questa è una formalità che consente di effettuare, di svolgere tutti gli accertamenti del caso con dovizia di particolari, e proprio come dicevi tu, le polemiche del giorno dopo sono furiose, proprio perché probabilmente si dice qualcuno avrebbe dovuto dare un segnale per cercare di chiudere gli accessi al ghiacciaio della Marmolada. Questo noi non lo possiamo dire, non c'è nessuno di fatto che possa sostenere una tesi, un'ipotesi del genere, se non supportata da dati, informazioni, rilievi certi che potrebbero essere in grado di dire se una allerta lanciata magari qualche giorno prima, qualche ora prima avrebbe potuto fermare il viaggio, le gite, le escursioni degli alpinisti che domenica erano in cordata. Non solo domenica, insomma è accaduto domenica, sarebbe potuto succedere, capitare in qualsiasi momento, così perlomeno hanno riferito i glaciologi. Tale era la situazione di quel seracco che era come dire oramai appeso, legato ad un filo. E se ci pensate, questa tragedia richiama un po' quel filo che si ruppe nel 1963 quando
d'improvviso cadde, precipitò il monte Toc e causò la tragedia del Vajont. Tutti dicevano che la montagna che stava dando dei segnali era appesa a un filo, lo disse anche Tina Merlin, lo denunciò anche Tina Merlin, e poi di fatto quel filo si ruppe d'improvviso, facendo precipitare decine e decine di migliaia, milioni di metri cubi di materiale nel lago artificiale che era stato riempito all'epoca per quella grande operazione di Sade, poi Enel. Ecco, questo filo ricorre ancora una volta, questa immagine, questo simbolo ricorre ancora una volta, parlando di questo seracco, un'enorme massa di ghiaccio che era sistemata all'interno di quello che è oggi, in questo momento si vede, no? È un cratere che ieri, nell'immediatezza dell'evento, aveva assunto un colore acceso, brillante rispetto al color crema del ghiacciaio, no? della marmolada. Quel colore oggi mano a mano comincia a cambiare e comunque è visibile e impressionante, e drammatico osservarlo lì nella sua tragicità, fermo, immobile, sapendo che ad un certo punto tutta quella massa di ghiaccio è proprio scivolata, ha preso una rincorsa, deve aver fatto un salto, ha scavalcato quel salto di roccia ed è arrivata fino più o meno all'altezza, a pochissima distanza da Rifugio Capanna Ghiacciaio, dove c'erano dei turisti, molti escursionisti che erano risaliti poco prima e che hanno assistito attoniti alla tragedia che si è verificata, che è accaduta a poche centinaia di metri da loro. E quel rifugio è un rifugio che possiamo dirlo senza tema d'essere preoccupazione, di essere smentiti, è veramente lì, non è stato travolto solo per davvero un puro miracolo. Marta. Ecco Tiziana, allora io vi ringrazio intanto per questo primo collegamento da Passo Fedaia. Naturalmente voi oggi continuerete a lavorare in zona per raccogliere le testimonianze, per arricchire insomma la grandissima mole di informazioni che vi abbiamo fornito in questi giorni su questa tragedia che si è verificata sulla Marmolada. Ci risentiamo quindi più tardi. Ecco, stiamo vedendo un elicottero ora in questo momento che sorvola nelle immagini di Stefano Bozzi, un elicottero del soccorso alpino. Tiziana, su queste immagini io vi saluto, grazie per questo primo collegamento a Tiziana Bolognani e Stefano Bozzi. A voi. A più tardi, grazie, buon lavoro. A voi. Ecco, allora, prima di andare in pubblicità abbiamo un'altra notizia che ci arriva dalle Dolomiti, e purtroppo è una brutta notizia, non è legata alla strage in Marmolada, ma è comunque una tragedia che si è verificata sulle Dolomiti bellunesi, perché è stato ritrovato morto l'escursionista spagnolo che stava percorrendo l'alta via numero 1 delle Dolomiti. Javier, questo è il suo nome, è arrivato da Londra per una traversata dolomitica il 1° luglio. Era appunto scomparso il 2 mattina, aveva prenotato una stanza d'albergo per la sera a Belluno, ma non si è mai presentato. Ieri i familiari avevano lanciato l'allarme e purtroppo le ricerche si sono concluse. Ecco, lo stiamo vedendo nella foto, le ricerche per questo giovane escursionista spagnolo si sono purtroppo concluse nel peggiore dei modi. L'uomo è stato ritrovato morto. Ecco, noi ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità. Linea alla regia. Ci rivediamo tra poco.
Eccoci nuovamente in diretta con la prima edizione dei nostri telegiornali. Strage sulla Marmolada, dicevamo, è di 7 morti, 8 feriti e 13 dispersi. Il bilancio provvisorio della tragedia che si è verificata domenica nel primo pomeriggio sul ghiacciaio della Marmolada. Sono riprese questa mattina le ricerche con i droni proprio perché il rischio di altri crolli rende al momento impossibile procedere con le ricerche, diciamo, a piedi da parte dei soccorritori sul posto. Sono stati rinvenuti questa mattina degli indumenti sul ghiacciaio, indumenti che però ancora non si sa se appartengano alle vittime o alle persone disperse o se siano degli indumenti che risalgono ad altri escursionisti che magari avevano perso del materiale sulla Marmolada. Quella di ieri è stata la giornata anche nella quale si sono accesi i riflettori della politica nazionale sulla tragedia che si è verificata a cavallo tra Veneto e Trentino. L'abbiamo documentata nella nostra lunga diretta di ieri. È arrivato anche il Premier Draghi a Canazei, dove ha incontrato in una visita privata i familiari delle vittime e dei dispersi. Sentiamo le parole commosse del Premier. Ora, questo è un dramma che certamente ha dell'imprevedibilità, ma certamente dipende dal deterioramento dell'ambiente e della situazione climatica. Oggi l'Italia piange queste vittime e si stringe a loro, tutti gli italiani e le italiane si stringono a loro con affetto. Ma il governo deve riflettere su quanto è accaduto e deve prendere dei provvedimenti perché quanto è accaduto abbia una probabilità bassissima di succedere o possa addirittura essere evitato. Giunge a Canazei a metà pomeriggio il Premier Draghi. Il maltempo non ha permesso all'elicottero che lo trasportava di atterrare per mezzogiorno, orario inizialmente previsto, ma il Premier ha insistito per arrivare sul luogo della tragedia e portare la sua solidarietà ai familiari delle vittime, a quelli dei dispersi che stanno vivendo nell'angoscia, ai soccorritori che stanno operando tra mille difficoltà. Nessuno dei presenti nasconde la commozione per una tragedia definita inimmaginabile. Dico che il Veneto sta pagando un pesante, cioè sta pagando veramente una situazione pesante. Noi abbiamo 3 vittime identificate, 7 dispersi o reclamati, persone che comunque delle quali non abbiamo notizia. Ed è una situazione che assolutamente non pensavo mai, almeno io che ne ho viste di tragedie, di dover affrontare. Un messaggio di cordoglio è arrivato da Papa Francesco. Prego per le vittime, si rispetti la natura, le parole del pontefice. Lo stesso capo dello Stato è in contatto con i presidenti di regione e province autonome. Il Presidente Mattarella giustamente dice: ringraziate a nome mio, ha chiamato anche me, ringraziate a nome mio tutti coloro che stanno lavorando. Non è un teatro facile quello di questa tragedia. Ricordo solo a tutti voi che si è staccato un blocco di detriti e ghiaccio lungo 200 metri, largo 60 metri e spesso 30 metri. Un paio di campi da calcio spessi 30 metri. Le ricerche lo dobbiamo ai familiari, lo dobbiamo a chi è ancora lassù e continuano. Ricerche che dunque continuano, con gli uomini del soccorso in prima linea, come assicurato anche dal capo della Protezione Civile Fabrizio Curcio. A loro i ringraziamenti del Premier che si stringe all'intera montagna dolomitica profondamente ferita. Soprattutto sono qui per esprimere la più sincera, la più affettuosa, la più accorata vicinanza alle famiglie delle vittime, dei dispersi, ai feriti e alle comunità
sono state colpite da questa tragedia. Ecco, una tragedia che forse si poteva prevedere, questo l'interrogativo che in molti si stanno facendo in queste ore, oppure è stata una sciagura imprevedibile? Per parlare di questo e della campagna di monitoraggio dei ghiacciai attivata proprio dalla Legambiente, abbiamo in collegamento Wanda Bonardo, Legambiente Alpi. Buongiorno, buongiorno, grazie per essere con noi. Una buona giornata. Allora, dicevamo, no, Legambiente ha attivato già da diversi anni la carovana dei ghiacciai, questa campagna di monitoraggio dello stato di salute dei ghiacciai delle nostre Alpi, in collaborazione con il Comitato Glaciologico Italiano, per raccontare proprio quelli che sono gli effetti dei cambiamenti climatici sui ghiacciai e sulle nostre montagne. Eravate stati sulla Marmolada 2 anni fa, se non sbaglio, dovevate ritornarci, forse ci ritornerete, non lo sappiamo alla luce di quanto è accaduto proprio quest'estate. Sì, in effetti è così, e in effetti noi da anni, appunto, insieme al italiano, quindi insieme ai maggiori esperti italiani di ghiacciai, monitoriamo tutte quante le Alpi, e devo dire che sapevamo che la situazione stava un po' degenerando un pochino dovunque. È chiaro che è difficile prevedere un distacco su un ghiacciaio piuttosto che su un altro, però insomma dalle chiacchiere che ci facevamo in questi ultimi mesi c'era l'idea che la montagna stesse collassando sempre di più, e in effetti questo è un esempio, e questo chiaramente ci induce a guardare alla montagna con grande attenzione. Dopodiché è ovvio che non è l'unica riflessione. Prima il presidente Draghi mi pare sia stato molto esplicito nel ricordare i collegamenti con i cambiamenti climatici, e in effetti insomma questo caso eclatante ci deve far riflettere, ma soprattutto agire. Esatto, perché poi quello che dobbiamo fare, ovviamente lo dobbiamo fare anche molto velocemente, visto che a quanto sembra, insomma, gli effetti dei cambiamenti climatici che si stanno facendo sentire a maggior ragione proprio in questa torrida estate in tutto il paese, sulle Alpi, sulle montagne, si stanno facendo sentire ad una velocità ancora maggiore, no? Abbiamo visto l'allarme lanciato dalle temperature altissime, abbiamo visto quanto si sia ritirato proprio negli ultimi 2-3 anni il ghiacciaio della Marmolada nello specifico, ma è un problema questo che interessa tutti i ghiacciai dell'arco alpino. Esperti hanno parlato della Marmolada, e questo è il nostro titolo, infatti, come di un malato terminale, un ghiacciaio che sparirà tra 15 anni, e che a prescindere insomma da quello che verrà messo in atto da ora in avanti, ci vorranno 30 anni prima che si possa in qualche modo invertire questa tendenza sui ghiacciai. I vostri studi che cosa stanno evidenziando, Bonardo? Intanto noi quest'anno ritorneremo sui ghiacciai che abbiamo visitato 2 anni fa, e speriamo di riuscire a fare qualcosa anche con la Marmolada, proprio per far capire come nell'arco di 2 anni tutto stia precipitando. E chiaramente la montagna è un ambiente non solo fragile, ma è anche un ambiente dove la temperatura aumenta esattamente del doppio rispetto alla pianura, e quindi è proprio un luogo dove è possibile toccare con mano questi cambiamenti climatici, e questi cambiamenti che peraltro, come dicevo, stanno accelerando. E tra l'altro noi stiamo osservando ad esempio come il ritiro di questi ghiacciai sia iniziato a fine Novecento, fine Ottocento, inizio Novecento, e sia avvenuto quasi gradatamente. Però negli ultimi 20 anni, diciamo all'incirca 20 anni, c'è stata un'accelerazione che ha fatto sì che di quel ritiro dei ghiacciai il 70% sia avvenuto negli ultimi 20 anni, con quel che già lei diceva, un'accelerazione enorme negli ultimi 2 anni. Ricordo che i nostri ghiacciai rispetto a inizio secolo si sono ridotti perlomeno in media del 60%.
Ecco, un altro tema che sta destando particolare preoccupazione è lo scioglimento non solo dei ghiacciai ma del cosiddetto permafrost, cioè di quello strato di ghiaccio perenne che è sotto la roccia e che tiene in piedi le nostre montagne, in particolare le Dolomiti, che sono delle montagne particolarmente fragili, no? Quindi questo potrebbe mettere a rischio la sopravvivenza non solo dei ghiacciai ma anche delle vette di roccia. Sì, è il cosiddetto degrado del permafrost, cioè questo terreno perennemente ghiacciato dove l'acqua, essendo ghiacciata, funge da collante tra i vari pezzi di roccia. È chiaro che se questo collante sparisce perché l'acqua dallo stato solido passa allo stato liquido, tutto diventa più friabile e sicuramente non c'è da meravigliarsi se aumenteranno le frane. Già adesso, noi già nel report dello scorso anno abbiamo dedicato una paginetta alle frane in alta quota e già si vedeva come in questi anni sono aumentate parecchio in quanto a frequenza e in quanto a volte anche a dimensione. Adesso sicuramente quest'estate, che poi è stata un'estate molto particolare, un'estate in cui veramente si stanno verificando un po' troppi eventi nefasti, ecco, quest'estate sicuramente non dovremo meravigliarci se ci saranno altri eventuali crolli. Tutto questo ci fa pensare a come sarà necessario ridurre il rischio, perché è chiaro che non possiamo annullare, azzerare il rischio e né possiamo pensare di non frequentare più la montagna. Però dovremo capire in ogni situazione com'è lo stato e ad esempio in questo caso con temperature così alte sarà utile evitare di affrontare non solo ghiacciai ma anche pareti rocciose dove ci sarà una maggiore incoerenza della roccia. Ecco, quindi bisognerà cambiare anche il modo di vivere e di affrontare la montagna. Peraltro l'abbiamo sentito sia dagli operatori turistici che dalle guide. Dopo il lockdown c'è stata una grandissima riscoperta della montagna da parte delle persone, soprattutto durante le vacanze estive, no? E quindi si è approcciata alla montagna anche tutta una fascia della popolazione che magari prima non lo faceva e quindi non ha la preparazione adeguata per affrontare determinate escursioni in sicurezza. Sì, questo è un problema non da poco, perché tra l'altro già gli esperti rischiano di sbagliare. Penso che le persone che sono state colte da questa valanga sulla Marmolada non erano degli inesperti, erano persone che sapevano muoversi, hanno probabilmente sottovalutato questo aumento di temperatura e poi non lo so, le indagini ci diranno di più. Però oltre agli esperti noi abbiamo questa montagna e da un lato ci fa anche piacere che ci sia questa voglia di riavvicinamento alla natura, ma questa montagna che è frequentata anche da persone che non sono assolutamente abituate a stare in ambienti naturali e ahimè in questi anni purtroppo a questo si aggiunge anche quella assurda rappresentazione che c'è stata della montagna come se fosse un Luna Park, come se fosse il luogo dove andare a provare solo grandi esperienze estreme, mentre invece noi con la montagna più di qualsiasi altro ambiente deve aiutarci a fare i conti con la conoscenza delle nostre forze di noi stessi e magari anche con la conoscenza dei limiti, perché noi dobbiamo capire che oltre una certa soglia tutto si fa pericoloso. E allora che cosa fare? Beh, sicuramente incominciare a acquisire un minimo di consapevolezza e non pensare che in montagna si va come se si andasse sulle giostre. E poi se si vuole fare un qualcosa di leggermente impegnativo, fare in modo da essere accompagnati da persone esperte, cioè affidarsi agli esperti. È l'unico modo per ridurre i rischi. Non saranno mai azzerati, però insomma si riduce notevolmente. Su questo non c'è dubbio, anche se purtroppo l'abbiamo detto in queste lunghe dirette,
relative nello specifico alla tragedia della Marmolada non è stato questo il caso, no? delle persone che sono rimaste coinvolte, che erano quasi tutti insomma escursionisti esperti, peraltro accompagnati da guide e con tutte le attrezzature del caso. Bonardo, per quanto riguarda i mutamenti climatici, no? Perché abbiamo detto che alla fine siamo noi i responsabili, no? Di quanto sta accadendo purtroppo sulle nostre montagne, ma sull'intero pianeta. Che cosa dobbiamo imparare da questa tragedia e che cosa possiamo fare, chiedere a gran voce che venga fatto per invertire la tendenza? Sì, questa tragedia ci deve insegnare molto, ma soprattutto, diciamo, quel che sta accadendo alla montagna, che noi vogliamo raccontare attraverso la nostra carovana delle Alpi, dei ghiacciai, deve aiutarci a capire come bisogna fare qualcosa per cambiare, ma farlo subito, farlo in tempi brevissimi. E questo significa che cosa? Da un lato insistere su tutti quelli che sono i progetti dedicati alla mitigazione, cioè alla riduzione dell'effetto serra, e tutto questo dipende sì dai decisori, ma dipende anche da noi. Infatti io ne approfitto sempre per ricordare come sia necessario cambiare il nostro stile di vita. Magari non salveremo la Marmolada, perché come si è detto, se riusciremo a fare qualcosa, questo si otterranno dei benefici solo tra qualche decina di anni. Però è importante anche per i bambini che nascono adesso, per coloro che verranno, da un lato, quindi uno stile di vita più sobrio e con meno consumi, soprattutto di energia. Dall'altro il mondo dei decisori, ecco, il mondo dei decisori deve impegnarsi seriamente perché noi come associazione da tempo lo stiamo chiedendo, lo chiediamo su molti fronti, ad esempio la questione delle rinnovabili. La questione delle rinnovabili deve essere un qualcosa che va affrontata e deve diventare fondamentale per arrivare alla neutralità climatica, cosa che invece vediamo quanto è difficile, perché non è così semplice aggiungere quelle necessarie quantità di energia rinnovabile per arrivare alle quote desiderate, ma anche i problemi legati all'efficienza, legati insomma tutta quella normativa e applicazione della normativa e aiuto e sostegno che sì, c'è stata in parte, ma non del tutto. Ci sono poi dei problemi molto forti, molto evidenti, ad esempio il voler continuare a utilizzare il gas e anche spingere sul nucleare, due questioni sulle quali noi come Lega Ambiente, come ambientalisti assolutamente non siamo d'accordo, perché secondo noi non si uscirà dal mondo delle fonti fossili in questa maniera, e come dicevo invece è importante lavorare per sostenere rinnovabile, efficienza e risparmio. Ecco, tra l'altro ci troviamo proprio in una situazione di tempesta perfetta, perché no, la crisi internazionale, la guerra in Ucraina, la situazione sul fronte insomma, dell'approvvigionamento delle risorse energetiche sta proprio portando nella direzione opposta, no? Quindi anche questo è un campanello d'allarme ulteriore che si viene ad accendere sul problema dei mutamenti climatici, che questa tragedia ha messo in evidenza in maniera appunto drammatica. Ma sì, anzi, questa potrebbe essere l'occasione buona per dare una svolta veramente a quello che è il nostro modello di utilizzo e di consumo di energia. Cioè è l'occasione buona per renderci indipendenti dalla Russia, è l'occasione buona per dare il meglio e il massimo rispetto all'utilizzo, un utilizzo più democratico delle fonti energetiche e quindi a una produzione anche di fonti più sostenibili. Certo, è l'occasione buona, vorrei aggiungere anche Bonardo, per tutti noi, per cominciare davvero a riflettere seriamente sul nostro stile di vita, sul rispetto dell'ambiente, no? Sulle nostre abitudini che necessariamente dobbiamo cambiare se vogliamo in qualche maniera cercare di salvare questo nostro pianeta. Sì, io ad esempio penso in questo periodo periodo di vacanze, ecco, esempio l'uso dell'aereo, è un piccolo esempio, non è una di quelle cose che ecco, forse andrebbe
ridotto, o magari insomma l'aereo, che è estremamente energivoro, andrebbe utilizzato solo in condizioni e situazioni eccezionali. I cosiddetti voli low cost, che mi permettono di fare 5-6 giorni qui, 5-6 giorni là, sì, costano poco, ma li paghiamo cari e salati in termini di impatto ambientale. E questo è solo un piccolo esempio, ma potrei parlare anche dell'alimentazione, di come ad esempio la riduzione del consumo della carne ci potrebbe aiutare. Pensiamo a quanta acqua serve per produrre un chilo di carne, 15.000 litri per produrre un chilo di carne. A parte il fatto che tanta carne non ci fa nemmeno così bene, carne poi di allevamento con tutta una serie di altri problemi collaterali, insomma. Questi sono solo 2 esempi, volendo potremmo parlare per ore e ore e arrivare a capire come ognuno di noi può dare un contributo molto significativo per quello che è un miglioramento. È chiaro, è una goccia nel mare, ma il mare è fatto anche di gocce. Certo, Wanda Bonardo, allora la carovana dei ghiacciai proseguirà per tutta l'estate, no? Vedremo se potrà tornare come era previsto sulla Marmolada. Sì, noi partiamo come al solito dopo Ferragosto, perché il periodo delle misurazioni si fa, diciamo, verso fine agosto e settembre. È il periodo in cui si possono fare i bilanci di massa dei ghiacciai e non solo, si fanno anche le altre misurazioni. Noi inizieremo dalla parte occidentale delle Alpi con i ghiacciai del Bianco, Miage e Predebar, per poi passare sul Monte Rosa, il ghiacciaio dell'Indren, dopodiché Lombardia, ghiacciaio del Forni, che è il secondo ghiacciaio italiano, quindi avevamo in programma Marmolada e comunque arriveremo in zona e poi vedremo che cosa si potrà fare, e poi in ultimo il ghiacciaio del Montasio, che è uno dei pochissimi ghiacciai che sono rimasti nell'area orientale e a sud delle Alpi. Io la ringrazio per questo collegamento, grazie e buon lavoro naturalmente a Wanda Bonardo, Legambiente Alpi. Un saluto, grazie. Grazie a voi. Grazie. Ecco, noi ora torniamo a parlare della tragedia appunto della Marmolada con le vittime. Dicevamo prima con la collega Tiziana Bolognani della difficoltà e delle poche informazioni che vengono appunto trasmesse dalle autorità, anche per le difficoltà nell'identificazione delle vittime. Finora sono soltanto 3 le vittime identificate ufficialmente sulle 7 recuperate e sono 13, appunto dicevamo, i dispersi. Vediamo quindi questo servizio della nostra redazione di Vicenza. Sono 3 vicentini infatti i morti identificati, accertati. Sentiamo. Restano la gioia e il sorriso di un'istantanea, l'ultimo ricordo di Filippo Bari, il 27enne di Malo, giovane papà tra le vittime vicentine riconosciute della tragedia della Marmolada, immortalato in un selfie, il ghiacciaio alle spalle, mandato alla famiglia tra quelle montagne che dopo pochi minuti hanno travolto e inghiottito tra ghiaccio e roccia lui e gli altri alpinisti che stavano salendo in vetta. Lui tra le vittime di un bilancio della tragedia ad alta quota che si aggiorna di ora in ora e che vede la provincia vicentina la più colpita dai lutti. Con lui, tra le vittime riconosciute, ci sarebbero anche Paolo Dani e Tommaso Carollo. Stamattina la conferma, dopo l'identificazione da parte dei familiari di Filippo, arrivati a Canazei, che scuote le comunità di Malo e di Isola Vicentina, dove lavorava Filippo e dove risiede la famiglia che è sempre rimasta in contatto con il primo cittadino che scrive sui social: Filippo è scivolato via, la grande Marmolada se l'è voluto tenere con sé. Purtroppo la telefonata ha rivelato quello che non avremmo mai voluto sentire dire, che Filippo è stata una delle vittime, uno dei corpi di quello di Filippo è stato uno dei primi a essere trovati dal soccorso alpino, che ha fatto un lavoro enorme di ricerca. E la mamma in lacrime mi ha confermato che suo Angelo era partito per il cielo, quindi un ragazzo bellissimo, ma che purtroppo sul Marmolada ci ha lasciato l'anima, e quindi ci ha detto che la loro prima preoccupazione è quella di fare in modo che insomma torni a casa.
E in attesa del rientro della salma per il giorno dei funerali, il Comune di Malo annuncia il lutto cittadino. Poco fa ho sentito anche gli uffici e sentirò anche la giunta per dichiarare il lutto cittadino e quindi manifestare la nostra vicinanza ai familiari e a tutti i cari di Filippo. Mentre sarebbero 2 i vicentini feriti sopravvissuti alla furia del ghiaccio e ricoverati non in pericolo di vita a Trento. Ecco, allora abbiamo detto delle vittime, del dramma allora, di queste persone e dei familiari, dei loro familiari che stanno vivendo ore di angoscia a Canazei, dove è stata allestita la Camera Ardente. Abbiamo collegato Luca Pezzullo, presidente dell'Ordine degli Psicologi del Veneto, psicologo dell'emergenza, peraltro con una lunga esperienza sul campo, in appoggio anche alla protezione civile, al soccorso alpino, proprio in caso di gravi tragedie come quella appunto della Marmolada. Peraltro, buongiorno Pezzullo, grazie per essere con noi. Ecco, ricordiamo che è stato proprio messo a disposizione dei familiari dei dispersi e delle vittime un team di psicologi per prestare un supporto, insomma, a queste persone, a loro come anche ai soccorritori, perché di fronte ad una tragedia di questo genere anche chi è abituato a affrontare i disastri per lavoro, insomma, si trova ad avere un impatto emotivo e psicologico non indifferente, no? Assolutamente sì. In questo momento sono operative sul campo delle squadre di psicologi dell'emergenza che sono appunto specializzati nell'occuparsi delle persone che purtroppo si trovano a essere impattate da questa situazione, e tra le persone impattate, oltre ovviamente ai familiari delle vittime e ai familiari dei dispersi in attesa di informazioni, ci sono anche i soccorritori. Questo è un aspetto che bisogna assolutamente ricordarsi sempre. Lavorare come operatore del soccorso in una situazione così intensiva, nonostante la preparazione tecnica, porta con sé un carico emotivo, una fatica emotiva che è molto importante, che non va mai sottovalutata. Siamo abituati a considerare la fatica fisica dopo un lungo intervento da parte dei soccorritori come normale, come fisiologica, ma ci dimentichiamo troppo spesso della fatica emotiva, che a volte è molto più importante, molto più impattante di quella fisica. Ecco, che cosa si può fare? Quindi che cosa si può fare per aiutare queste famiglie? In questo momento quello che stanno facendo le attività degli psicologi dell'emergenza di psicologi per i popoli del Trentino, so che poi stamattina è stata attivata anche la realtà di psicologi per i popoli del Veneto, che sono gli psicologi che lavorano con la protezione civile e il soccorso alpino, stanno facendo una prima azione che è quella di contenimento emotivo e di protezione dei nuclei familiari, in modo tale da aiutarli a essere sostenuti emotivamente e protetti, riconnessi alle loro reti sociali e familiari e poi accompagnati in quelli che sono i momenti più complessi, più delicati, dal riconoscimento, il riconoscimento delle salme, che purtroppo in una situazione di questo tipo spesso sono collegati ai riconoscimenti con salme che hanno uno schema corporeo che non è integro e quindi ha un carico emotivo purtroppo ancora peggiore, all'effettiva comunicazione anche intrafamiliare, come comunicare ad esempio a un bambino, a un figlio, ad altri parenti, e poi l'accompagnamento in quelli che sono i primi giorni di complessa e faticosa rinormalizzazione rispetto a quello che sta accadendo. Una cosa che però sarà importante sarà agganciare poi ovviamente a una rete di cura che deve essere trasversale, che deve mettere insieme il volontariato, il sistema del soccorso, il sistema sanitario, tutte le risorse che la comunità può andare a costruire intorno a queste famiglie che stanno vivendo questa fase di transizione estremamente difficile e dolorosa, questo strappo emotivo delle loro biografie e del loro percorso di vita. Uno strappo emotivo che coinvolge chiaramente le famiglie, ma che determina anche uno shock, insomma, nella comunità intera, perché quando si verificano tragedie di questo tipo, di queste proporzioni, no? È l'intera comunità che si trova a vivere una situazione di shock. L'abbiamo visto nei volti delle persone di ieri, no? che si trovavano a Canazei, l'abbiamo visto negli occhi del presidente del governo italiano, Draghi, nel presidente Zaia, Fugatti, no? Una tragedia che colpisce nel profondo la collettività intera.
Assolutamente, in psicologia dell'emergenza si parla spesso proprio dei traumi collettivi, cioè quando un evento è così macroscopico che coinvolge l'intera comunità, l'intero gruppo sociale e che richiede per essere elaborato non solo di interventi individuali sulle singole persone che ne sono state coinvolte come vittime primarie o vittime secondarie, ma proprio un lavoro di comunità, di rielaborazione. Quello che è avvenuto è stato un evento fortemente simbolico che ci ha colpito tutti, che colpisce quelli che sono i popoli di montagna, ma tutte le persone che vivono nelle comunità locali e che richiederanno probabilmente un percorso di elaborazione che non sarà breve, che non sarà né breve né semplice e richiederà quindi interventi a livello comunitario, di tipo simbolico, di tipo collettivo e a livello poi individuale ovviamente per le persone più direttamente colpite. Una delle cose però importanti, e questo l'abbiamo visto, è che si percepisca che c'è un'attenzione, una cura, un impegno anche dai vertici istituzionali, dai vertici sociali e da tutta la collettività, perché davanti alle situazioni di emergenza il sentirsi soli, il sentirsi non compresi, isolati, va a peggiorare tutti quelli che sono gli impatti emotivi. Sapere che c'è una rete di cura, una rete di attenzione, una condivisione sociale di quello che è successo, di per sé è l'avvio di un processo di cura. Ecco, io volevo anche allargare un po' il discorso, dottor Pezzulo, a tutta la situazione che alla fine noi stiamo vivendo da oltre 2 anni a questa parte, con tutta una serie di pressioni e di angosce psicologiche, no? Sull'intera popolazione, perché c'è stato il Covid che ha segnato profondamente anziani, adulti, bambini, c'è stata ora la guerra, le difficoltà economiche, ora questa tragedia, diciamo, che ci sbatte davvero in faccia, possiamo dirlo con violenza, il dramma e gli effetti dei mutamenti climatici e di quello che potrebbe accadere nel nostro mondo in un futuro anche abbastanza prossimo, no? Quindi è tutta una serie di elementi che stanno creando davvero una grande ansia, una grande angoscia nella popolazione su quello che può essere e che potrebbe essere il nostro futuro. Assolutamente sì, diciamo che in questi ultimi 2 o 3 anni abbiamo avuto un sacco di esperienze, numerose esperienze sociali di caos, cioè di situazioni che vanno a destrutturare quello che era il nostro universo ordinato, il cosmos, il modo di vivere quotidiano, quello che ci aspettavamo, le abitudini, le anticipazioni sulla nostra quotidiana ordinarietà. E quello che abbiamo vissuto in questi 2 anni ci ha messo effettivamente a dura prova a livello sociale, oltre che familiare, oltre che individuale. Ci ha riportato in una situazione di maggiore incertezza rispetto a quella a cui eravamo abituati e che speravamo di poter avere. Questo però ha anche permesso, e dobbiamo sottolinearlo, di scoprire le capacità di resilienza, di adattamento. Gli psicologi usano un termine che si chiama coping, ma che è sostanzialmente la capacità di affrontare le difficoltà e di scoprire dentro di sé, dentro i propri nuclei familiari e anche dentro la comunità, le risorse che ci permettono di farvi fronte, a volte con fatica, con angoscia, e l'abbiamo visto tutti in questi 2 anni, legittimando la sofferenza emotiva, legittimando la fatica emotiva che tutti noi abbiamo provato, ma anche riscoprendo la possibilità di avere risorse positive, di essere in grado di affrontare e di aiutare i nostri cari, le nostre famiglie, le nostre reti sociali ad affrontare momenti difficili. Ecco, credo che se qualcosa ci deve lasciare questo lungo periodo di incertezze deve essere questo, la riscoperta che si può essere in difficoltà, ma si può riscoprire in sé le risorse per farvi fronte. Grazie, io la ringrazio davvero per queste parole, dottor Pezzulo, perché effettivamente penso che anche le tante persone che ci stanno seguendo da casa si trovino, no, proprio ad affrontare una situazione di pressione e di disagio, insomma, no, che tutti noi stiamo vivendo da 2 anni e mezzo a questa parte. La tragedia della Marmolada, in prospettiva anche con quanto dicevamo appunto proprio poco fa, è stata, come dire, un po', no, la ciliegina sulla torta di una serie di ansie che ci sono piovute addosso da più parti, no? Esattamente, esattamente. È una serie di eventi che purtroppo veramente ci ha colpito tutti. Da questo punto di vista però io una cosa che dico sempre quando mi occupo di interventi di emergenza è che non bisogna focalizzarsi solo su quello che è drammatico e ci spaventa, ma bisogna focalizzarsi anche sulle risorse. C'è un detto che a me piace molto: quando c'è una situazione di emergenza non guardare soltanto la sofferenza, ma guarda anche coloro che stanno aiutando, guarda coloro che si stanno attivando per aiutare, guarda anche dentro di te le risorse che ti permettono di affrontarle. Ecco, se ci iniziamo a focalizzare su questo aspetto riusciamo probabilmente a costruirci una prospettiva di speranza, di riconoscimento, di coraggio, senza negare il dolore, ma scoprendo anche la possibilità di andarci oltre.
Certo, grazie a Luca Pezzullo, presidente dell'Ordine degli Psicologi del Veneto. Un saluto e un buon lavoro. Grazie davvero. Ecco, noi ora torniamo a parlare delle vittime di questa tragedia. Dicevamo che appunto sono 3 vicentini, quelli ufficialmente identificati. Abbiamo visto il servizio della collega Luisa Bertini, tra l'altro tra poco dovremo ricollegarci con lei per la storia di un sopravvissuto, di un vicentino che è riuscito a scampare alla tragedia della Marmolada, ma sentiamo intanto le testimonianze raccolte ieri a Malo, dove appunto una delle vittime viveva, e soprattutto le testimonianze di quelli che erano i suoi amici del CAI, del Club Alpino Italiano. Lei sabato era proprio in Marmolada? Sì, io in compagnia, eravamo in 6, abbiamo fatto un'escursione in preparazione dell'uscita sul Monte Rosa. Ci stavamo preparando per fare questo tipo di escursione, diciamo, acclimatarsi e fare ghiaccio, insomma, portarsi per provare con le persone, anche per vedere se le persone erano capaci di fare questo tipo di attività. Si sente miracolato dalla furia della montagna il consigliere della sezione del CAI di Malo, che sabato, appena 24 ore prima della tragedia, era nella zona in cui è avvenuto il distacco del Seracco. Il ghiacciaio è un disastro, diciamo, ecco, per capire, non si riconosce più. Conosceva Filippo Bari, il 27enne, la cui morte è stata accertata in mattinata perché iscritto al gruppo del CAI a Malo, città dove risiedeva. Abbiamo fatto l'escursione la domenica prima assieme, abbiamo fatto l'escursione in Solvioz, c'era anche lui, quindi un ragazzo solare, bravo ragazzo, attrezzato, responsabile, quindi capace. Si stavano allenando per l'uscita di domenica prossima sul Monte Rosa. Ieri erano invece in attività libera, non organizzata dal club alpino. Chi va a fare questo tipo di attività non è che prende e va, di solito si prepara, fa un po' di allenamento, fa qualche uscita in quota, qualche uscita in ghiacciaio, e anche loro evidentemente ieri erano così in uscita e anche un po' in preparazione delle attività estive su ghiaccio. Ecco, ed ora restiamo nel Vicentino perché abbiamo in collegamento la collega Luisa Bertini che si trova a Barbarano Mossano. Buongiorno Luisa. Buongiorno a te, buongiorno ai nostri telespettatori qui a Barbarano Mossano per continuare a parlare appunto della tragedia della Marmolada che ha coinvolto in modo particolare il territorio vicentino. Ricordo le 3 vittime accertate: Filippo Bari, Paolo Dani di Latina di Roldagno, Tommaso Carollo di Chiene, ma sotto quel ghiacciaio ovviamente ci sono ancora i destini dei dispersi, uno dei quali è un 22enne, Nicolò Zavatta, che abita proprio qui a Barbarano. Adesso siamo nella frazione dove risiede Ponte di Barbarano, dove abita con i suoi genitori. Noi abbiamo parlato con il sindaco, che è in continuo contatto con i genitori di Nicolò. Ovviamente tutto il comune, tutto il paese è in apprensione. Ieri i genitori erano a Canazei, poi sono rientrati perché appunto riconoscimento non ha avuto esito e oggi sono riprese le ricerche dei dispersi, quindi sono tornati a Canazei. Diciamo che Barbarano vive i 2 destini opposti di 2 giovani che sono partiti insieme appunto ed erano nella stessa cordata, perché parliamo anche di Riccardo Franchini, che è miracolosamente sopravvissuto, 27enne, anche lui di Barbarano, e il sindaco ci ha ricostruito gli ultimi momenti, perché ovviamente è in contatto anche con la famiglia di Riccardo. Dice che questo ragazzo è riuscito a salvarsi perché appena ha sentito il boato ha iniziato a correre di istinto, quindi lasciando i compagni dietro che hanno purtroppo avuto altro destino, e quindi si è riuscito in qualche modo a mettere in salvo da questa valanga di ghiaccio improvvisa. Adesso è ricoverato all'ospedale di Trento, però ovviamente dovrà stare in osservazione almeno qualche giorno. Intanto continua ovviamente l'apprensione per Nicolò, 22enne, studente universitario,
studia a Padova, qui in paese lo conoscono tutti anche perché è molto attivo in parrocchia e ha anche un gruppo musicale, quindi momenti di attesa che sicuramente vengono condivisi da tutta la comunità. Certo Luisa, e naturalmente continueremo ad aggiornare i nostri telespettatori sull'andamento delle ricerche in Marmolada, che abbiamo detto sono riprese questa mattina con l'ausilio dei droni. Grazie a Luisa Bertini da Barbarano Mossano, buon lavoro Luisa. Peraltro tra pochissimo dovremo ricollegarci nuovamente con Tiziana Bolognani e Stefano Bozzi, che sono scesi da Passo Fedaia a Canazei, dove appunto, lo ricordiamo, c'è diciamo la base operativa di partenza della gestione dei soccorsi, e dove è stata allestita al Palazzetto del Ghiaccio anche la Camera Ardente. Prima di andare da Tiziana Bolognani però abbiamo una notizia di cronaca dal veneziano, arrivata proprio ora in redazione, ed è la notizia di una tragedia, dell'ennesima tragedia della strada che si è verificata nel veneziano. A perdere la vita un ragazzo di 16 anni, Alessandro Spanio, morto nella notte a causa di un incidente che si è verificato a Sottomarina. Il giovane centauro si trovava in sella alla propria moto in viale Mediterraneo, quando attraversando la strada sarebbe stato travolto da una vettura condotta da un cittadino del posto. A causa della violenza dell'impatto il ragazzo sarebbe stato sbalzato dalla moto finendo contro una siepe. Per lui purtroppo non c'è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, ma appunto i tentativi di rianimarlo sono stati vani. Naturalmente torneremo su questa notizia nel corso del nostro telegiornale dedicato alla provincia di Venezia, in onda a partire dalle 19. Torniamo dunque sulle Dolomiti, torniamo a Canazei. Vedo che abbiamo in collegamento Tiziana Bolognani con Stefano Bozzi. Buongiorno Tiziana di nuovo. Sì, di nuovo buongiorno Marta, siamo ritornati allo Stadio del Ghiaccio dove è allestita la Camera Ardente, ma se possibile le restrizioni oggi sono ancora più severe. Se ricordate, ieri avevamo potuto fare il collegamento direttamente dal parcheggio, e invece veniamo trattenuti proprio sotto questa tettoia dello Stadio del Ghiaccio, e non ci possiamo spostare da qui. C'è in servizio di guardia una pattuglia della Guardia di Finanza, li vedete alle nostre spalle, e poco più avanti c'è il gazebo dei Vigili del Fuoco che di fatto protegge, è stato issato proprio per proteggere l'ingresso della Camera Ardente, dove sono state portate le prime vittime già nella giornata di domenica, e dove ieri è iniziato il triste flusso di familiari chiamati qui per il riconoscimento dei propri cari. Però come vi dicevo, oggi ci è impossibile spostarci e muoverci da qui. Evidentemente vengono confermate le misure di riservatezza che erano state annunciate ieri dal Presidente della Provincia Autonoma di Trento, ma anche dal Sindaco di Canazei, per cui questa zona che ieri era piena di giornalisti, di cameraman, è diventata off limits, esattamente come off limits sono le zone che ieri vi abbiamo fatto vedere, e in fondo oggi ci siamo potuti sistemare sopra la galleria Paramassi per farvi vedere dal Passo Fedaia quanto
potevamo e per riferirvi quanto potevamo. Siamo a conoscenza del fatto di una circostanza che sarebbe stato riconosciuto il paziente che è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Treviso, ma anche in questo caso il nome e le generalità di questa persona, che dovrebbe avere attorno ai 40 anni, al momento restano top secret. Pare che comunque in giornata possa esserci una comunicazione ufficiale da parte della Presidente Zaia. Prendete questa notizia così di prima mano, esattamente per come l'ho avuta, e comunque è già importante il fatto che questa persona è stato dato un nome a questa persona, che è ricoverata in gravissime condizioni al Cafoncello di Treviso. E poi ci sono gli altri 2 feriti, uno ricoverato all'ospedale di Belluno e l'altro al Santa Maria del Prato di Feltre. Entrambi sono in terapia intensiva e versano in gravi condizioni. Anche di questi 2 pazienti al momento, per questi 2 pazienti non sono state rese note le generalità e neppure la nazionalità. Questo potrebbe essere anche causato dal fatto che al momento del loro recupero non avevano con sé i documenti e non sono stati ritrovati gli zaini. Quindi queste sono condizioni e situazioni che mettono ancora, che rendono ancora più complicato, no? Dare un nome perfino ai sopravvissuti, che sono 8 feriti ricoverati negli ospedali del Veneto e del Trentino Alto Adige. Lo ricordiamo, le vittime 3 sono venete, e poi ci sono i dispersi, queste 13 persone di cui ancora non si sa nulla, ma che con tutta evidenza, con il passare delle ore, vengono date ufficialmente per disperse e ufficialmente vittime della tragica fatalità che domenica ha fatto fermare il fiato al mondo intero, perché è da tutto il mondo che le telecamere di tutto il mondo sono posizionate, sono rivolte da domenica sulla Marmolada, che è il simbolo delle Dolomiti non solo bellunesi, ma il simbolo di tutto l'arco alpino, ed è una montagna conosciuta, famosa in tutto il mondo, e infatti molti erano i turisti stranieri, gli alpinisti stranieri impegnati nelle cordate, accompagnati dalle guide alpine, che domenica stavano risalendo la via normale per raggiungere la vetta della Marmolada. Un percorso sicuramente affascinante, un percorso sicuramente per persone esperte, ed esperte erano quelle persone che stavano risalendo il ghiacciaio della Marmolada. Certo, non ci si improvvisa alpinisti, e pure chi accompagna si accerta sempre delle capacità di chi va in montagna, di chi percorre i sentieri. Di fatto le guide sono lì per questo, sono persone che accompagnatori, ma con dei punti di riferimento certi, e con dei principi di sicurezza che sono chiaramente imprescindibili. Nel frattempo, ecco, qui arrivano. Buongiorno, posso disturbarla? Siamo in diretta. No, ecco, allora vediamo, sta entrando una persona che indossa una giacca, una casacca con il marchio del Trentino. Non sappiamo se questa persona sia uno dei parenti. Vedete che è anche complicato
avvicinare le persone e insomma alla fine lo sappiamo bene quando facciamo cronaca, i momenti drammatici sono momenti drammatici, noi ci troviamo spesse volte, sovente in difficoltà a raccogliere testimonianze, è molto molto complicato perché lo stato d'animo delle persone lo potete immaginare, è uno stato d'animo di persone distrutte dal dolore e proprio per fare fronte a questa condizione psicologica che io posso definire disumana, qui proprio alla Camera Ardente, allo Stadio del Ghiaccio di Canazei è stato istituito, stanno lavorando degli psicologi, di un gruppo di psicologi esperti nelle emergenze, è proprio una specialità della professione, sono specialisti, professionisti che sono in grado di entrare in connessione con le persone che subiscono lutti improvvisi e in condizioni di estrema gravità. È del tutto evidente che queste morti e questa tragedia è una tragedia che ha avuto e che continua ad avere ampio risalto mediatico e quindi bisogna fare fronte anche a questa particolarità, cercando di tutelare, di proteggere, di issare, avvolgere le persone da una rete di protezione di un dolore che difficilmente chi vi parla riesce a spiegare, ancorché è impossibile immaginare cosa si possa provare in questi momenti. Eppure ecco, la doppia faccia di questa medaglia, Canazei, la vita continua a trascorrere regolarmente, è il momento di alta stagione, la stagione anche in montagna grazie alle temperature elevate è iniziata anzitempo e quindi già a partire da maggio possiamo dire che tutte le strutture, compresi i campeggi, tutta la parte, il settore ricettivo è completamente esaurito. Ieri attraversando Canazei abbiamo attraversato Canazei in auto a fatica, tante erano le persone che camminavano lungo la via principale, insomma sembrava una giornata veramente di festa. Qui alle nostre dall'altro lato del torrente c'è una delle passeggiate più famose e più conosciute di Canazei, c'è un parco giochi, il ponte che attraversa per agevolare le camminate. Qui attorno è ricchissima la zona di sentieri e percorsi più o meno complicati, non solo per persone che desiderano camminare in montagna a piedi, e sono sentieri chiaramente per persone di tutte le età, ma anche per chi vuole vivere la montagna in sella ad una bicicletta e tante mountain bike abbiamo incontrato proprio nella discesa dal Passo Fedaia fino qui a Canazei. È spuntato un tiepido raggio di sole poco fa quando ci siamo risaliti in macchina a Passo Fedaia, invece ricominciava a piovere esattamente come ARPAV Dolomiti ha indicato, l'ARPAV i previsori di Araba hanno indicato proprio nelle ore centrali la probabilità di precipitazioni è risalita dal 40 all'80% e tale resterà pressoché per tutta la giornata. Ci sono degli squarci di sereno, però dall'altra parte si continuano a vedere nubi minacciose. Questo potrebbe coincidere con
la sospensione, la decisione di sospendere le operazioni di ricerca ancorché fatte con i droni. Abbiamo visto ancora degli elicotteri sorvolare. Sul finire del nostro precedente collegamento ne avevamo visto uno del soccorso alpino, successivamente gli elicotteri sono diventati 2, si sono alternati per sorvolare la zona del disastro, uno del soccorso alpino, l'altro del soccorso alpino della Guardia di Finanza. Si alternano a seconda delle immagini e delle indicazioni che forniscono i droni, che sono poi collegati con dei server alla base a rifugio Capanna Ghiacciaio, proprio sotto il cratere lasciato dal Seracco, che si è staccato domenica nel primissimo pomeriggio. Erano trascorsi pochi minuti dopo mezzogiorno e mezzo, quando un tremendo boato che ha scosso l'intera zona, un tremendo boato che è stato paragonato al passaggio di un jet a bassa quota. Un tremendo boato ha scosso le persone che si trovavano in quel momento non solo lungo altri sentieri, per cui tante persone in quel momento si sono sentite definite miracolate, ma anche chi invece già a rifugio era arrivato e si stava godendo la sosta. Pensate, l'assessore regionale alla protezione civile Giampaolo Bottacin ha detto che quella frana è stata rilevata anche dai sensori sismici che sono posizionati sul ghiacciaio, e che lo spostamento, il crollo del Seracco ha provocato una scossa sismica che è stata valutata attorno a 1 grado della scala Richter. Pensate che cosa è stato, che cosa si è sentito in quel momento. Quindi il distacco ha causato una scossa tellurica, un vero e proprio terremoto. Qui praticamente non vediamo nessuno, se non l'auto dei militari delle Fiamme Gialle della Guardia di Finanza, che restano in pattugliamento e restano a controllare, a presidiare questa zona che è diventata improvvisamente da luogo di divertimento, lo stadio del ghiaccio, a luogo di dolore. E di fatto il parcheggio che vedete completamente transennato, c'è anche un'indicazione: il parcheggio è riservato alle forze dell'ordine e sicuramente alle auto dei familiari di chi deve raggiungere questo luogo per il triste compito di riconoscere le salme o i resti di chi è stato recuperato fino alla giornata di ieri. Al momento non abbiamo notizie di altri recuperi, se non l'individuazione di alcuni indumenti personali che sono stati avvistati dai droni nelle prime ore di questa mattina, ma che la notizia ancora non è confermata. Non si sa se questi indumenti appartengono alle comitive di alpinisti che sono stati travolti dalla valanga, o se si tratta di indumenti che il materiale ha praticamente fatto, il movimento del materiale ha fatto riemergere. Magari tante volte capita di dimenticare in montagna una giacca a vento, una felpa, anche banalmente per una distrazione sia nella salita che nella discesa. Marta.
Ecco Tiziana, allora io direi vi lasciamo lavorare, noi ci fermiamo per la pubblicità. Se ci sono novità e aggiornamenti, Tiziana, richiedeteci la linea, ci torneremo a collegare con voi da Canazei. Mi rendo conto insomma che le condizioni per lavorare non sono le più semplici, dato questo come dire, cordone di protezione che è stato messo in atto, e di sicurezza, di protezione che è stato messo in atto da parte delle autorità nei confronti delle persone che stanno chiaramente vivendo questo dramma di proporzioni immani. Grazie ancora a Tiziana Bolognani e Stefano Bozzi, i nostri inviati a Canazei. Noi ci fermiamo per qualche istante di pubblicità. Tra poco. Eccoci, siamo nuovamente in diretta con la prima edizione dei nostri telegiornali. Dicevamo dunque oggi sono riprese le ricerche dei dispersi sulla Marmolada. Il bollettino al momento è invariato, 7 vittime, 8 feriti e 13 dispersi. Come sentivamo dalla collega Tiziana Bolognani, sono stati recuperati degli indumenti, non si sa però ancora al momento a chi appartengono, ed è stato identificato il ferito grave ricoverato all'ospedale Cafoncello di Treviso. Anche in questo caso però le autorità non hanno ancora rese note le generalità. 3 ufficialmente le vittime riconosciute, anche se appunto alcuni dei dispersi di fatto sono già come dire, dati per certi. È il caso di Davide Miotti ed Erika Campagnaro di Cittadella. Sentiamo il servizio che è stato realizzato dai colleghi. È di 7 vittime, 14 dispersi, tra cui 4 vicentini, il bilancio della tragedia di domenica in Marmolada, dove il crollo di un seracco ha travolto le cordate di alpinisti che stavano salendo in vetta. Tra le salme riconosciute anche quella di Davide Miotti, residente a Cittadella, che si trovava in alta quota con la moglie Erika Campagnaro, attualmente tra i dispersi. La coppia viveva in via Canave a Cittadella, dove i 2 figli e i familiari stanno attendendo notizie con la speranza che almeno Campagnaro possa essere ritrovata sana e salva. I 2 dal 1998 gestivano un negozio a Belvedere di Tezze sul Brenta. Miotti era molto noto anche tra gli alpinisti della Marca, iscritto al CAI di Castelfranco Veneto. Ci troviamo davanti al negozio Su e Giù Sport, il negozio che gestivano Davide Miotti, guida alpina 51enne, e la moglie Erika Campagnaro di 45, entrambi residenti a Cittadella. Negozio molto frequentato proprio per la tipologia del materiale della merce venduta sia dal bassanese che dall'alta padovana. Un grande amore per la montagna che Davide Miotti e la compagna Erika Campagnaro appunto portavano anche quotidianamente all'interno del loro negozio. Oggi lunedì il negozio è chiuso per il turno infrasettimanale. C'è una curiosità perché proprio tutti i lunedì, vedete, veniva organizzato il lunedì con la guida. Era proprio Davide Miotti, esperta guida alpina, che portava le persone che aderivano a questa iniziativa a fare delle escursioni in montagna. Lei conosceva bene i due titolari? Lo conoscevo benissimo, una persona squisita, onesta, di tutto e di più, una passione enorme per la montagna e basta. Conoscevo molto bene ed era un mio cliente e mi venivo a prendere la roba qua perché avevo via in bicicletta e tutto qua, insomma. So che consumava tante arance perché lui diceva di andare a scalare, quindi ha bisogno di vitamine e tutta sta roba qua. Va bene, mi dispiace. Penso che la più grande cosa, le più grandi doti che aveva Davide è la passione per quello che faceva. Perché ci trovavamo anche qualche volta qui alle 5 del mattino, lui che partiva, io aprivo il bar, dunque a quell'ora lì. E dopo il legame che aveva con i suoi clienti, con la sua gente, è una cosa che mi ha scosso molto, ti dirò.
Nel pomeriggio il Presidente del Consiglio Draghi si è recato a Canazei per vedere di persona cosa è successo. Oggi l'Italia piange queste vittime, ha dichiarato il Premier. Quanto accaduto, ha continuato, ci deve spingere a lavorare perché non accada più. Ecco, lavorare perché non accada più. Per parlare della situazione delle nostre montagne abbiamo in collegamento Giancarlo Gazzola, vicepresidente di Mountain Wilderness. Ecco, un'associazione peraltro, Mountain Wilderness, che ha un legame davvero molto particolare con la Marmolada. Un lavoro, il vostro, Gazzola, iniziato addirittura nel 1988 con la campagna Marmolada regina delle immondizie, no? Quando portaste giù chili e chili di immondizie dal ghiacciaio della Marmolada. Quindi oltre 35 anni di denunce, oltre 35 anni di studi di questa montagna. Come l'avete vista cambiare? Buongiorno a lei, buongiorno a tutti i telespettatori. La tragedia che ha colpito inizialmente, dobbiamo subito dire di essere molto vicini alle famiglie, a queste decine di escursionisti e alpinisti morti domenica scorsa. Non ci sarebbe nient'altro da dire su questa tragedia. Diciamo che è una tragedia che ci deve far riflettere. Noi con la Marmolada, con la nostra associazione, come ha detto giustamente lei, già dal 1988 avevamo un filo conduttore di una grande, tra virgolette, amicizia con la Marmolada e non solo con la Marmolada, per la tutela del suo ambiente e di tutto quello che li circonda. Noi abbiamo fatto una campagna iniziale proprio per la raccolta dei rifiuti, ma non solo, siamo intervenuti in diversi anni, dall'88 in poi, fino adesso ancora noi combattiamo certi progetti devastanti che vogliono rovinare questa bellissima montagna e quindi noi siamo sempre stati in prima linea sulla tutela della Marmolada. Ecco, in prima linea sulla tutela della Marmolada e questa tragedia che si è verificata è, come dire, il campanello di un cammino ormai inesorabile verso la distruzione del ghiacciaio, la scomparsa del ghiacciaio della Marmolada. Sì, la Marmolada è ormai un ghiacciaio morente purtroppo, ma non solo quello della Marmolada, in pratica tutti i ghiacciai delle Alpi stanno morendo. I ghiacciai ci stanno dicendo con forza dirompente la loro sofferenza causata dai cambiamenti climatici in atto, e non solo nella drastica riduzione delle loro dimensioni, ma anche attraverso queste trasformazioni improvvise, dirompenti, queste frane, queste valanghe incredibili, anche diciamo imprevedibili, perché cose di questo genere così enormi sono veramente imprevedibili, nonostante che ci sono 2 mesi di clima che veramente sta facendo molto caldo, però una cosa così nessuno se l'aspettava. Quindi ci danno, cioè è tutta colpa nostra, tra virgolette, dovuta a questi cambiamenti climatici che l'essere umano purtroppo gran parte non prende ancora in considerazione. Ecco, è colpa nostra e ora la Terra ci sta presentando il conto. Sì, esatto. Ed è un conto purtroppo salato. Esatto, la natura ci sta dando il conto, ci sta tirando le somme, e se noi non riusciamo a capire questo messaggio non potremo migliorare sicuramente la situazione né in montagna ma neanche in pianura. Guardate la crisi dell'acqua che abbiamo. E quindi è veramente una cosa drammatica e dobbiamo tutti pensarci a questa cosa e non pensare che per esempio la montagna deve diventare un Luna Park e gestirlo in maniera mordi e fuggi, solo un divertimento e nient'altro. La montagna va rispettata. Ecco, quanto successo quindi deve insegnarci qualcosa anche Gazzola? Che cosa dobbiamo imparare da questa tragedia? Imparare, dobbiamo avere più rispetto per l'ambiente, per la montagna, dobbiamo cercare di non andare solo per divertimento, ma cercare veramente anche di proteggerla. Purtroppo invece abbiamo dei segnali che la montagna viene usata proprio per essere consumata, tra virgolette. Guardiamo anche quei devastanti progetti che a nostro avviso sono veramente un po' assurdi di come vengono gestite
le prossime Olimpiadi di Milano Cortina 2026, dove vengono spesi soldi assurdi a nostro avviso e che potrebbero essere usati per mettere anche in sicurezza certe zone di montagna, creare benessere per i cittadini di montagna, creare dei servizi. Andiamo a spendere circa 80 passa milioni di euro per creare una pista di bob assurda, inutile a Cortina, dove finite le gare non verrà più usata, verrà abbandonata, come è successo in tutte le altre Olimpiadi. Guardate Torino, sono cattedrali nel deserto dopo, oppure i villaggi olimpici che vogliono costruire. Cioè questi soldi qui si dovrebbe sì fare le Olimpiadi, per carità, non abbiamo nulla al contrario, ma dobbiamo spendere soldi e fare investimenti in modo ecosostenibile e cercare di aiutare veramente la montagna, non distruggerla. Ecco, stavamo vedendo proprio poco fa nelle immagini di repertorio della Marmolada la stesura dei teli per proteggere il ghiaccio, così come è stato fatto negli anni passati, perché peraltro quest'anno si è venuta a creare una situazione ancora più difficile per il fatto che non ha mai nevicato, no? Sostanzialmente durante l'inverno, e quindi anche quello strato di neve che poteva fornire quella sorta di copertura, di coperta a salvaguardia del ghiacciaio è venuta meno. Un mese e mezzo con temperature elevatissime, 10-11 gradi ieri sulla vetta della Marmolada, oltre 3.000 metri, chiaramente sono indice davvero di una situazione drammatica. Esatto, drammatica. Sì, cioè sopra ormai dai 3.500 in giù non si riesce più ad andare sotto lo zero, e questo è il problema. E in inverno le nevicate sono poco abbondanti in questi ultimi anni, e tra l'altro anche se ne venisse un po' di più di neve durante l'inverno, le temperature poi estive sono talmente alte che non reggono, la neve non regge la temperatura estiva, anche se ce ne fosse un po' di più. Quindi c'è un contrasto incredibile, quindi non riusciremo mai a proteggere se non cambiamo questa situazione. I ghiacciai sono destinati a sparire in poco tempo, perché l'abbiamo visto, in meno di 20 anni hanno accelerato i ghiacciai nello scioglimento. Certo, purtroppo, e questo è il dramma di quanto si sta verificando e la denuncia ormai che tutti gli studiosi stanno lanciando, tutti gli studiosi dei ghiacciai stanno lanciando da anni. Speriamo che almeno da questa tragedia possa uscire una riflessione più profonda, no? Sugli effetti dei mutamenti climatici e sulla necessità di intervenire subito e con grandissima urgenza ed incisività su questi fenomeni. Certo, cerchiamo veramente di rifletterci un po' tutti, ma davvero. Io la ringrazio per essere stato con noi, grazie a Giancarlo Gazzola, vicepresidente di Mountain Wilderness. Noi ora per il momento chiudiamo questa ampia pagina dedicata alla tragedia che si è verificata sul ghiacciaio della Marmolada. Passiamo ad altre notizie di giornata della cronaca. Vi abbiamo già detto, con questa tragedia della strada che si è verificata nel Veneziano, costata la vita ad un ragazzo di 16 anni a Sottomarina, ma c'è anche il Covid che nelle ultime ore ha avuto davvero una vera e propria esplosione di contagi nella nostra regione. Nelle ultime 24 ore, pensate, sono 12.206 i nuovi positivi e 15 le vittime. Un bollettino quindi davvero pesantissimo, che non pensavamo di dover registrare in piena estate, ma che purtroppo è testimonianza di come sia davvero molto elevata, trascinata dalla variante Omicron 5, la circolazione virale in questo periodo. Dal bollettino regionale si evidenzia anche un incremento piuttosto consistente dei ricoveri in area medica. Siamo a 749 pazienti, più 49 rispetto a ieri. Rimane invariato il numero
numero dei pazienti in terapia intensiva, siamo a 34 più 2 appunto rispetto a ieri. L'altro tema della giornata di oggi è quello della protesta dei tassisti in atto a livello nazionale contro il decreto concorrenza, sciopero nazionale quindi e taxi fermi in tutta Italia. Il punto della situazione a Venezia con Ilaria Marchiori. Buongiorno Ilaria. Buongiorno allo studio, buongiorno ai nostri telespettatori. Ci troviamo qui nei pressi, lo vedete, dell'ingresso della stazione di Mestre. Alle mie spalle tutti i taxi. Perché? Perché è iniziata a mezzanotte la 2 giorni di sciopero proprio dei tassisti. Insieme a me qui c'è Gabriele Stevanato, il presidente di Radio Taxi Veneto. Benvenuto Stevanato. Allora, quali sono innanzitutto i motivi di questo sciopero? Bene, a novembre del 2021 il governo ha emanato il decreto concorrenza e ha inserito in un articolo la delega che vuole la delega in bianco a riformare il settore. Questo è la cosa che ci ha stupito perché, contrariamente a quello che dice tante persone, l'Unione Europea ha sottratto il lavoro del taxi dal regime della concorrenza proprio perché le tariffe sono amministrate, sono i comuni che decidono le tariffe e quindi non ci può essere una concorrenza. Parliamo dunque di tariffe troppo elevate? Ma non mi pare, perché se guardiamo guardi, le tariffe sono pubblicate qui da noi, costiamo meno dell'autobus, perché se lei vede andare all'aeroporto da qui costa 35 euro, con l'autobus ne paga 10, sulle macchine, noi abbiamo macchine che ci stanno 8 persone, quindi 8 persone pagano 35 euro, con l'autobus ne pagano 80. E tenga conto che il servizio pubblico, gli autobus, hanno il 67% del loro bilancio che viene ristornato dal Fondo Nazionale dei Trasporti. Noi abbiamo contributi pari a zero, quindi i costi li dobbiamo sopportare, la tariffa non la facciamo noi, la decide il Comune che poi la sottopone all'autorità garante dei trasporti che verifica se è consona, quindi non è che ce la inventiamo noi, i nostri tassametri sono tutti piombati e sottoposti a revisioni dall'amministrazione comunale, quindi è una diceria, oppure lo dice chi vorrebbe, anch'io quando vado a mangiare da Cracco vorrei pagare la pizza a 3 euro, non mi pare che costi 3 euro da Cracco, giusto? Ecco, noi siamo amministrati, Cracco può decidere il prezzo, noi il prezzo ce l'abbiamo uguale e il prezzo nostro è uguale sia oggi, sia il giorno di Natale, di Capodanno, di Pasqua, in qualsiasi momento, sia che piova sia che non piova. Ecco, il governo sostanzialmente vuole permettere alle multinazionali che fanno intermediazione, quindi procurano i clienti ai tassisti, di entrare nel mercato e di utilizzare degli algoritmi per calcolare il prezzo. Con l'algoritmo, in base alla domanda di taxi, aumenta il prezzo e quindi è chiaro che l'utente pagherà molto di più e non pagherà solo l'utente ma pagherà anche il tassista, come succede se vado a comprare un appartamento, se vado in un'agenzia immobiliare, compro l'appartamento e devo pagare la commissione all'agenzia immobiliare che fa intermediazione, sia io sia quello che vende, e la gente non lo capisce perché queste società che sono stracapitalizzate, hanno miliardi e miliardi di dollari, Uber ad esempio è di proprietà, il capitale di Uber ci sono i più grossi fondi di investimento, BlackRock, che c'è dappertutto praticamente, in qualsiasi attività economica importante c'è questo. Oltretutto, come per tutte le multinazionali, loro hanno il loro centro finanziario nei paradisi fiscali, quindi il reddito che viene prodotto qui va all'estero e non paga le tasse qui. Quindi... Stevanato, voi con questo stop che cosa volete dire? Qual è il messaggio che voi volete lanciare? Noi vogliamo lanciare il messaggio, primo che comunque bisogna trovare una mediazione e bisogna parlare con le persone, non può che il governo può prendere da solo, fra l'altro esautora anche il Parlamento della legge, perché nel momento che vuole una delega in bianco per fare la legge esautora anche il Parlamento e quindi è già una cosa che da allarmarsi. Secondo, che venga ristabilita la verità e quindi che venga detto tranquillamente che noi non siamo sottoposti al regime della concorrenza e che non è vero niente che se non passa quell'articolo l'Italia perde i soldi del PNRR. È una bugia che è stata messa in giro ad arte e non è verità. E quindi quando ci sono delle bugie io credo che anche il cittadino dovrebbe farsi delle domande.
Poi se non è vero che vengono a smentirmi, ma questa è la verità, insomma. Seconda cosa, vogliamo dire che secondo noi il servizio deve essere servizio pubblico, deve essere sottoposto, come è attualmente, alla regolamentazione dei comuni e delle regioni, perché sono loro che sono sul territorio. È il sindaco che può vedere e i loro assessori, i loro funzionari che possono capire se qui il servizio funziona o no, sicuramente non da Roma. Quindi noi vogliamo che comunque venga fatto alcune migliorie che da anni che cerchiamo di proporre, sia per noi che per i noleggi. Deve essere fatto un registro elettronico nazionale e una targa professionale, in modo che quando una persona vede arrivare un taxi o un NCC che ha chiamato, capisce subito se quello è uno autorizzato oppure no, perché ha una targa che non hanno le altre macchine. Fondamentalmente è una regolamentazione differente. Esatto, è una regolamentazione differente, ma che soprattutto deve mantenere il carattere di servizio pubblico. Cioè, non può essere che io, se devo prendere l'autobus, devo andare da un tabaccaio e pagare la commissione al tabaccaio perché mi vende il biglietto, e l'autobus deve pagare anche lui il tabaccaio perché ha venduto il biglietto. Cioè, è sostanzialmente questo che stanno facendo. Stevanato, ultima domanda, questa protesta riguarda anche, visto che siamo qui a Mestre ma a pochi chilometri abbiamo Venezia, riguarda anche i taxi acquei? Certamente, riguarda anche i colleghi d'acqua che sono anche loro in agitazione, in sciopero, e anche loro domani parteciperanno all'assemblea che faremo presso la Lega delle Cooperative. Quindi riguarda tutti i tassisti, perché essendo tassisti anche loro sono sottoposti a questa regolamentazione. Al momento avete già visto se si sono creati dei disagi? La gente poi arriva e capisce che deve arrangiarsi in maniere diverse, cioè glielo diciamo con molta cosa. A noi dispiace il disagio, però è chiaro che stiamo facendo sciopero sicuramente per noi, perché non dobbiamo diventare alla stregua dei rider che vanno a consegnare il cibo, e anche però per l'utente, perché crediamo che il costo venga contenuto. Poi se ci fossero altre misure che permettono di contenere i nostri costi, noi siamo felicissimi di abbassare le tariffe, perché più gente che può prendere il taxi meglio è. Grazie a Gabriele Stevanato, presidente di Radio Taxi Veneto. Se non ci sono altre domande, restituisco la linea allo studio. Ecco, grazie Ilaria Marchiori e Sandro Ponchio per questo collegamento. Noi abbiamo ancora una notizia di cronaca ed è quella relativa ad un incidente sul lavoro, l'ennesimo nella nostra regione, che si è verificato questa mattina in provincia di Verona, a Negrara. Ecco, vedete le immagini, c'è stato il crollo di una impalcatura eretta per l'installazione di pannelli fotovoltaici. Siamo in via Calcarole, appunto a Negrar, provincia di Verona. In seguito al crollo 3 operai di una ditta siciliana sono caduti al suolo da un'altezza di circa 6 metri, rimanendo feriti. I 3, che hanno 21, 36 e 57 anni, sono stati soccorsi dal personale del 118, arrivati con 2 ambulanze, sono stati trasferiti agli ospedali di Negrar e Borgo Trento, Verona. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, la polizia locale e lo Spisal per i rilievi sull'ennesimo incidente sul lavoro verificatosi appunto nella nostra regione. Io ora do nuovamente la linea alla regia, un break di pochi istanti con le previsioni del tempo. Ci rivediamo tra poco. Donadel Sunplast fornisce ed installa tende e coperture tecniche, avvolgibili, serramenti in PVC e in alluminio, porte da interni. Bentrovati al meteo. Anticiclone meno saldo sul nostro territorio, correnti più fresche portano un graduale calo termico e anche una locale instabilità. Vediamo dove nel dettaglio. Sul Veneto la grafica di martedì 5 luglio ci mostra una situazione tutto sommato buona, con sole prevalente. Avremo alternanza di nuvole e rasserenamenti sui rilievi, con occasionali temporali possibili sin dal mattino, anche di forte intensità, che potrebbero via via poi estendersi anche alla pianura circostante. Farà ancora abbastanza caldo, ma molto meno rispetto ai giorni precedenti. Avremo temperature in diminuzione, sia pure lieve per il momento, minime tra 15 e 23 gradi, massime invece comprese tra i 28 e i 33 gradi.
Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, rovesci sulle zone montane, possibili fin verso le aree limitrofe, più soleggiato invece altrove. Temperature minime sui 20-24 gradi, massime sui 31-32 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Anche qui avremo una certa variabilità con nuvolamenti e precipitazioni sparse un po' per tutta la giornata. Temperature minime intorno ai 17-18 gradi, massime sui 32 all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Donadel Sunplast vi aspetta nello showroom di Farra di Soligo, dove troverete le giuste risposte alle vostre esigenze di arredo esterno. Eccoci nuovamente in diretta, prima edizione dei nostri telegiornali. Parliamo ora di film e di produzioni cinematografiche e televisive. Ringrazio per essere con noi Jacopo Chessa, direttore della Veneto Film Commission. Buongiorno Chessa, grazie dell'invito. Grazie a lei per essere con noi. Allora, cinema e TV quando il Veneto è il set, è il titolo di questa parte della nostra diretta, perché appunto ricordiamo quello che è lo scopo fondamentale, no, della Veneto Film Commission, una fondazione senza fini di lucro, della quale socio fondatore è proprio la Regione del Veneto. Promozione quindi della nostra regione, promozione del Veneto come location di film, di produzioni televisive e quindi anche come polo di attrazione per produzioni straniere. In questo senso, Chessa, come sta andando la vostra attività? Intanto grazie per la domanda che mi permette di raccontare un po'. Sono già venuto al vostro notiziario, quindi mi fa piacere tornare a fare un po' il punto su quello che sta succedendo. La Veneto Film Commission è una fondazione, come diceva giustamente lei, il cui fondatore e il socio fondatore è la Regione del Veneto. Si sono uniti in quest'ultimo anno altri soggetti, dei comuni come soci sostenitori, che sono Verona, Treviso, Jesolo e Chioggia. E diciamo, l'idea è quella di fare rete con i territori, quindi entrare in un dialogo sempre più stretto con le città. Come dice lei, location, giustamente, le Film Commission lavorano principalmente sulle location, ma si può anche dire che siamo all'interno di una strategia, di una macchina più grossa che la Regione guida, perché oltre alla Film Commission, che lavora in effetti offrendo servizi, appoggi, consulenze, è un lavoro in realtà molto articolato, quello di rapporto con le produzioni. C'è un fondo di produzione, un fondo di sostegno alla produzione che la Regione ha attivato già dal 2018 e che rinnoverà nel prossimo settennato di programmazione di fondi Porfese. Come sta andando? Beh, le posso dire che quali sono gli ultimissimi set che abbiamo avuto. Abbiamo avuto una serie austriaca che ha impegnato un set in Val di Zoldo per 12 settimane, si chiama Snow, è titolo internazionale, Schnee. Abbiamo appena chiuso, abbiamo lanciato proprio ieri il comunicato stampa di chiusura, di fine di riprese di Improvvisamente Natale, un film girato a San Vito di Cadore con Diego Battantuono, Violante Placido Nino Frassica, il Mago Forest. È una commedia che si svolge appunto all'interno di prevalentemente in un albergo, ma poi con anche grande valorizzazione dei paesaggi. Sono in corso le riprese di un film internazionale, una coproduzione italo-olandese che si intitola A Beautiful Imperfection, è un film in costume, si svolge all'epoca di Giacomo Casanova, un'avventura, diciamo, una storia giovanile di Casanova, racconta in realtà l'attenzione più sulla prima amante, il primo amore di Casanova, diciamo così. È prodotto da Cap Holland e da Kino Produzioni. Kino Produzioni, giusto per fare una brevissima presentazione, è la società italiana che ha coprodotto l'ultimo Orso d'Oro a Berlino, a Carrà, quindi ha appena vinto l'Orso a Berlino.
Questi sono i set appena chiusi. Abbiamo in corso Luce dei tuoi occhi a Vicenza. Arriveranno quest'estate di nuovo Un passo dal cielo, Un passo dal cielo 7, di nuovo in Cadore. Un altro set che è appena chiuso, scusate, è Billy di Emilia Mazzacurati, un esordio alla regia della figlia di Carlo Mazzacurati, da cui insomma mi aspetto grandi cose perché ha fatto dei cortometraggi molto belli, insomma è un giovane talento su cui insomma, puntiamo. E questo insomma è un po' il quadro, quindi molto ricco di set sia cinematografici sia televisivi, e non sto citando il set più importante, quantomeno più famoso di tutti, che è ovviamente quello in corso ora a Dune. Prego, scusi, è andata via la voce, non ho sentito le ultime parole. No, dicevo che come sapete in questi giorni sono in corso anche le riprese di Dune. Sì, infatti proprio a questo proposito abbiamo un servizio che abbiamo realizzato ieri a San Vito di Altivole per appunto il sequel di Dune realizzato all'interno del cimitero monumentale progettato da Carlo Scarpa, la tomba Brion. Ieri sono iniziate le riprese, no? Quindi vediamo proprio il servizio. Da stamattina alle 7. Quindi fan di Dune? Di Florence. Ho un Funko Pop, se mai dovessi vederla. Ma ce la farai a vederlo? Secondo me no, devo andare a lavoro tra un po', quindi. Macchina fotografica nello zaino, bottiglia d'acqua, una chiavetta con il curriculum e diversi lavori sono arrivati pieni di speranze e curiosità, in pochi irriducibili, consapevoli che la loro attesa avrebbe potuto essere vana, e così è stato. Tutti e tre gli accessi alla tomba Brion, dove questa mattina sono iniziate le riprese del sequel di Dune, pellicola pluripremiata agli Oscar del regista canadese Denis Villeneuve, sono stati interdetti. Impossibile per i fan accedere al set, e così un aspirante tecnico della fotografia, un modello di Bassano del Grappa, un giovane con una locandina già autografata e una giovanissima fan accompagnata dalla mamma, oggi si sono accontentati di sognare. Del regista e degli attori in generale, perché ha visto Dune 1 e quindi adesso vorrebbe vedere il secondo. Ha anche acquistato il libro in lingua originale e si spera di vedere qualcuno, ma è tutto talmente blindato che è impossibile. Volevi agganciare qualcuno? Volevo entrare nella situazione, ci stava. Sei un fotomodello? Sì, modello, sì. Accesso interdetto anche alle nostre telecamere. Dal campo base, dove è tutto un via vai di auto e furgoni da questa mattina, ci invitano a tentare gli altri accessi. Qui, nell'area in cui al cimitero si arriva soltanto a piedi, alcune signore sono arrivate in mattinata con dei fiori per i loro cari e sono state respinte. Il cartello svolazzante appeso alla transenna dice chiaramente che per 3 giorni in cimitero non si entra. L'ordinanza è stata emessa proprio lunedì scorso, più avevamo anche avvisato tramite dei cartelli appositi 10 giorni prima, proprio per avvisare i cittadini che non si trovassero in queste condizioni di disagio. Fanno entrare neanche il sindaco? No, assolutamente. Niente, il set è blindatissimo da quello che mi hanno detto, per cui resta la curiosità anche per me. Qualche disagio era prevedibile. Il cimitero sarà accessibile a partire da giovedì, annuncia il sindaco. Un residente racconta di aver visto respingere anche una coppia di turisti francesi da Parigi in Veneto, giunti ad Altivole anche per visitare il memoriale Brion che domina il piccolo cimitero. Il capolavoro del maestro Carlo Scarpa per ora può attendere. Ecco, allora Jacopo Chessa, questo è il servizio che abbiamo realizzato ieri, primo giorno delle riprese a San Vito d'Altivole. Insomma, il Veneto, diciamo, tira come set cinematografico, no? E questa è una buona notizia, anche perché poi, lo ricordiamo, dietro queste produzioni c'è tutta un'economia e un sistema di lavoro che si muove. Intanto rilevo una cosa. Questa presenza di questo set così importante, perché è proprio il film del momento, Dune, con Timothée Chalamet, Zendaya, insomma attori che sono veramente le star contemporanee forse più famose e importanti. E un po' io trovo un risultato anche di sistema, perché comunque sia loro, queste grandi produzioni lavorano con produzioni esecutive in ogni paese, no? Per cui in questo caso è una produzione italiana che si occupa di trovare delle location, e quello che volevo dire è che evidentemente, come dice lei, il Veneto tira, ma si fa conoscere in un modo che
finalmente non è più quello tradizionale, e per tradizionale intendo le città d'arte, le bellezze consolidate, in primis Venezia ovviamente. Certo è che per un film di fantascienza Venezia non poteva andare bene, considerato che non si svolge sulla Terra. Però la scelta di questa location io la trovo molto peculiare e per noi assolutamente preziosissima perché è un capolavoro architettonico che tutto sommato non è conosciuto da così tante persone. Se tu lo visiti in tempi normali, la Tomba Brion, sì, trovi qualcuno, ma non è che ci sia la resta della Tomba Brion, tipicamente. Sarà inserito sulle guide, ci sarà la coda per andare a visitare la Tomba Brion. Certo, senz'altro, e quindi questo è importante proprio perché può aiutare anche ad accendere dei riflettori su degli aspetti e delle peculiarità meno note della nostra regione. E sul fronte turistico, diciamo proprio in modo particolare, che diciamo, effetti avete notato? Lei citava prima Un passo dal cielo, no? La fiction famosissima sulle Dolomiti, che ritornerà peraltro appunto tra poco con l'ultima serie a San Vito di Cadore. Quanto hanno portato poi in termini di ritorni turistici queste vetrine così importanti, diciamo a livello proprio del grande pubblico? Tantissimo, tra l'altro rilevo che evidentemente San Vito è il protettore del cinema, perlomeno in Veneto, perché abbiamo appena chiuso un set a San Vito, se ne apre un altro a San Vito di Cadore che citavamo prima, e San Vito di Altivole ospita Dune. Ma al di là di tutto, se uno arriva, non so, l'ultima volta che è stata in Cadore, se uno arriva a San Vito viene accolto da un manifesto che dice qui è stato girato Un passo dal cielo. Se parli con gli albergatori ti dicono che hanno avuto il 400% in più come si dice, di ospiti. Quindi sì, questo tipo di prodotto, che tra l'altro è venduto in tantissimi paesi, adesso è una fiction italiana, girata in italiano, che va in prima serata su Rai 1, però viene anche venduta poi successivamente a tanti paesi stranieri, per cui ha un impatto turistico molto popolare che è molto forte. Certo, e sicuramente c'è un nesso molto forte tra cinema e in particolare probabilmente televisione, o comunque prodotto di serialità, perché ormai parlare di televisione, serialità e televisione è riduttivo vista l'esplosione delle piattaforme degli ultimi anni, e turismo, quindi c'è un nesso assolutamente strettissimo. Certo, senz'altro, e questo ovviamente induce anche voi, no, come Film Commission, a fare tutta una serie di riflessioni e di operazioni in quella che è la vostra attività. Sì, assolutamente. Diciamo che noi come allora, esistono 20 Film Commission in Italia, ogni regione ha il proprio, diciamo, braccio armato sul cinema. E lavoriamo tutti in modo lievemente diverso gli uni dagli altri, anche perché siamo diversi. Ci sono Film Commission che hanno grossi bilanci, 20 persone che ci lavorano, controllano i soldi che vanno per esempio ai festival, alla produzione, eccetera. Film Commission più piccole, eccetera. Ma al di là di questo, quello che volevo dire è che noi ci siamo specializzati tantissimo, abbiamo puntato tantissimo sul far conoscere le location, cioè abbiamo anche un fondo che tra l'altro è proprio sostenuto dall'assessorato al turismo. Noi siamo emanazione dell'assessorato alla cultura principalmente, e poi abbiamo un fondo che ci arriva invece dall'assessorato al turismo, che riconosce la bontà dell'effetto del cinema in termini turistici, e pertanto siamo a fondo di location scouting, che le produzioni ci chiedono e che noi eroghiamo per far conoscere location venete. Quindi noi portiamo tipicamente regista, direttore della fotografia, scenografo, produttore in giro per le location. Loro ci chiedono, ci è capitato più di una volta anche che ci fossero dei film che appunto avrebbero potuto girare da noi o in un'altra regione, cercavano un tipo di location di un certo tipo, cioè insomma edifici, spazi all'aperto di un certo genere, e l'hanno trovati in Veneto e hanno scelto di girare lì. E comunque sia un tipo di assistenza che facciamo in modo molto accurato e che ritengo sia molto efficace ed è un po' la nostra firma.
Certo, senz'altro, e speriamo naturalmente che continui così, visto l'interesse e visto anche poi, dicevamo, no, il mercato che si muove intorno a tutto quello che è il cinema e a quella che è una produzione cinematografica e televisiva. Un'ultima domanda le volevo fare sui giovani. Abbiamo visto, prendendo spunto, no, dalle persone che sono state intervistate dalla collega San Vito di Altivolo, c'è un grande interesse da parte dei giovani, dei ragazzi per il mondo degli audiovisivi, per il mondo del cinema, della televisione. In questo senso quale attività voi state portando avanti? Allora, questo è l'anno in cui più ci stiamo concentrando sulla formazione. Abbiamo già aperto a dei programmi di alta formazione, soprattutto nello scorso anno, cioè sviluppo di sceneggiature, lavoro di scrittura, diciamo così. Quest'anno il nostro fine è attivare dei corsi anche brevi per varie figure professionali, quindi da quel lato lì ci stiamo muovendo. Io penso che la formazione sul settore sia di fondamentale importanza, perché non solo ovviamente genera competenze, ricchezza e così via, ma è una fase storica questa che stiamo vivendo, in cui c'è un'enorme richiesta di contenuti audiovisivi, un'enorme attività di produzione, ma pochi professionisti, cioè la produzione che viene sul territorio si trova molto spesso a doversi portare i professionisti, che sia da Roma o da un paese straniero, perché non ne trova a sufficienza. Bastano 2 o 3 set che in concomitanza a far scomparire tante figure professionali. Quindi questa è una cosa che stiamo facendo. L'altra cosa, a proposito di inserimento dei giovani, è che effettivamente ogni volta che c'è una produzione e chiedono le figure professionali che cercano, noi li diamo contatti di professionisti, insomma cerchiamo di aiutare il settore, i residenti in regione a inserirsi sui set. Grazie, io la ringrazio davvero Jacopo Chessa per essere stato con noi e per averci acceso i riflettori, possiamo davvero dirlo, su questo aspetto senz'altro molto affascinante. Grazie dunque a Jacopo Chessa, direttore della Veneto Film Commission. Una buona giornata e un buon lavoro. Ecco, noi ora abbiamo un aggiornamento per quanto riguarda la tragedia in Marmolada, perché è proprio di questi minuti la notizia che è sceso a 8 il numero dei dispersi dopo il crollo del serracco sommitale in Marmolada. Lo apprende l'ANSA da fonti investigative. Ieri il numero era 13, tra i 5 individuati anche un ragazzo trentino di 30 anni di Fornace, ricoverato in prognosi riservata all'ospedale di Treviso, ma che appunto fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita. Questo dunque è l'ultimo aggiornamento per quanto riguarda la tragedia che si è verificata nella Marmolada. Noi ora parliamo di alpini che scaldano i motori verso il raduno Triveneto delle Penne Nere, che si terrà il prossimo fine settimana ad Asiago. Nel giugno del 1917 sono state combattute aspre battaglie su questa montagna. Siamo sulla cima dell'Ortigara, 2100 metri e qualche centimetro in più. Battaglie furiose che sono entrate nella storia. Qui non c'è pietra, non c'è sasso, non c'è buca che non possa raccontare episodi di incredibile eroismo, di follia umana di quello che è stato il carnaio della Prima Guerra Mondiale. Qui c'è una frase per non dimenticare, l'hanno messa gli alpini che si sono ritrovati
su questa cima per la prima volta nel settembre del 1920. Nel 2020, 100 anni dopo, si sarebbero dovute rincontrare qui per la dunata del centenario, la dunata triveneta del centenario, ma è successo quello che tutti sappiamo. Torneranno quest'anno, sabato 9 luglio qui sull'Ortigara per una cerimonia importantissima dal grande valore emotivo, dal grande valore storico, e tutti quelli che verranno qui porteranno poi scolpito nel proprio cuore questa frase: per non dimenticare. Non ha più soldati. Ecco, è proprio la dunata degli alpini che si svolgerà sull'altopiano di Asiago dall'8 al 10 luglio. Antena 3 seguirà l'evento. Intanto già da domenica sera ogni giorno parliamo di alpini e di altopiano con una serie di pillole e racconti per immagini a raccontarvi il rapporto tra le penne nere e questo meraviglioso territorio. Aspettando gli alpini quindi va in onda ogni giorno su Antena 3 alle 14:35, alle 20:15 e alle 23:25. Ed è tutto per questa prima edizione dei nostri telegiornali. Io vi ringrazio per essere stati con noi, vi auguro un buon pomeriggio, arrivederci.